Fatemelo dire, mi sono molto divertito perché c'è il tacchino delle cose interessanti che abbiamo visto oggi. Oggi abbiamo visto delle cose interessanti che voglio sciorinare insieme a voi, insieme ai vostri commenti che sono spunto per me. Se qualche cosa non vi è piaciuta, ora è il momento di dirlo. Però io dovevo fare una cosa perché vedo che c'è una cosa che non mi piace. Vabbè, la faccio dopo, non fa niente. Saluto tutti i mod, sempre pronti, sempre lì sul pezzo, e saluto a uno alla volta tutti quanti voi. Saluto tutti quanti, sì, si può dire. Embe con gli usai. Giovanotti, che ne dite? Oggi usciamo questi like, che poi sai che potrebbe anche succedere che magari viene più gente quando il Napoli perde perché vogliono sapere, vedere, lurcare, magari quando il Napoli vince, ha vinto, va bene, non è successo niente. Non lo so, ma vedremo. Non voglio fare editoriali, voglio salutarvi un po' tutti. Lud Barton, per esempio, buonasera da un pazzo Yusai, assolutamente. Avete già visto la reaction? Penso che la trovate lì bloccata. Se non l'avete vista, andate e poi tornate. Il like di là che porta al like di qua, e va tutto benissimo. Buonasera Giorgio Mele, dove sta? Eccolo qua, da Pellecchia e anche Concetta. Gio Pellecchia sta qua di tre messaggi. Alfredo D'Angelo, buonasera a te. Buonasera Giuseppe Argento, buonasera Salvo Dorazio. Non l'ho sentito ancora. Se mi volete fare un copia e incolla delle dichiarazioni, le possiamo commentare. Voi sapete, ragazzi, io finita la reaction devo editare, poi devo coordinare, quindi è complicato per me seguire, perché voglio subito partire con la live, voglio essere sul pezzo. Oggi voglio far parlare voi e voglio anche capire Lozano. Davide Vertullo, benvenuto tra noi, amico bellino abbonato, ottimamente, grazie Davide, benvenuto. Lozano ti saluta e ti ringrazia, e benvenuto tra noi assolutamente. E quindi voglio prendere un po' di voglio prendere un poco anche di, magari se avete, penso che sia confermato il silenzio stampa, vero? Quindi Gattuso non ha parlato. Questo voglio chiedere a voi, così ci rendiamo un pochino conto. Salvatore Chianese, Gulam e Mertens, e mi sento meglio, anch'io, amico mio, anche io. Questo è proprio il tema che svilupperemo oggi. Angela Torre che saluta Bepi, Road to 100 like, grande Evelyn, buonasera Charles Bukowski, sto guardando in diretta la reaction, vai Sweepers, goditela e poi torna tra noi. Buonasera da Fausiculam che ha anche i 90 minuti nelle gambe, speriamo bene. Io a un certo punto l'ho visto un pochino più in affanno verso la fine, ha preso qualche calcio e ci ha messo un po' per rimettersi in piedi, però ragazzi fa tutta la differenza del mondo. Confermato il silenzio stampa, grazie Angelo. Fammi vedere un pochino altri. Benvenuto Davide da Fabio Versatile, benvenuto Deku. Ciao ragazzi, ma vedo il capitanino da questa parte, Levitan Artemius Blow. Tu sei contento? Io per niente, a parte gli strappi di Zielo è tutto molto noioso, ma quanta differenza fanno Gulam e Mertens? Fanno tutta la differenza del mondo, amico mio, ma il tutto molto noioso te lo contesto fortemente, perché io ho visto delle cose nuove e ho visto assolutamente
un'idea nuova, che è quella di spostare il pallone da una fascia all'altra per creare ampiezza, perché quando il Benevento si viene a chiudere tutti dietro alla linea della palla, rinunciando anche a giocare per non prenderle, tu devi essere bravo tu poi dopo a trovare gli spazi, e li trovi in due modi: prima di tutto velocità, quindi bravo Fabian, fatemi dire bravo Fabian per una volta, bravo Fabian che è stato più svelto nel toccare il pallone, i cambi di gioco da una fascia all'altra che facevano sia Fabian ma soprattutto Insigne dall'altra parte, cosa mai provata, cosa importantissima, che coinvolgeva il lato debole con il lato forte, importantissimo. E poi ragazzi, i movimenti di Mertens, come dici anche tu Alberto giustamente, fanno tutta la differenza del mondo, perché se io prendo la palla al centrocampo e Mertens si sta portando appresso i difensori, si muove tutto molto meglio, e Zielinski si può inserire come ha fatto con l'Atalanta, i movimenti di Politano, le sovrapposizioni dei terzini, ma ci arriveremo. Buonasera Walter Russo, visto bei fatti, sì. Isai Moses, così mi sembrava MG, così mi sembrava, proprio a capo ero cucina, poverino un poco assonnato, però ha fatto pure degli strani dribbling. Era importante secondo me far uscire anche Di Lorenzo, ma capisco che dovevi fare la conta a chi dovevi far riposare. Forse questa è una delle cose che dico a Gattuso, che avrei voluto i cambi un pochino più presto, ma poi non è che possiamo volere tutto. Prendiamoci 3 punti e prendiamoci una buona prestazione, che era importantissimo. Pazzia KK, ecco lì il pollo. Dove sta il pollo? Lo metto subito in sovraimpressione, perché lì è proprio il pollissimo. Eccolo qua, Koulibaly, ecco a voi Koulibaly, il pollo, con questo sguardo è proprio lui, pollissimo, hashtag pollissimo subito nei commenti, perché non si può. Già aveva rischiato pure prima era rischiato pollissimo di farsi ammonire un'altra volta, poi lo fai laggiù proprio malissimissimo. Mario De Bellis, Chiariello critica sempre Gattuso e difende Insigne pure quando fa schifo, già questo basta. Confermato il silenzio stampa, esatto. Buonasera Roby Bales, migliore in campo, vado in difficoltà a trovarti il migliore in campo. Mi verrebbe da dire per la differenza di prestazione, mi viene da dirti Gulam, perché fa tutta la differenza del mondo, prende i colpi di testa, sta bello lì, riesce a tenere anche Insigne più avanti, quindi quello fa anche tutta la differenza del mondo. Giuseppe Argento, stasera ho visto un terzino sinistro colpire il pallone di testa, mi sono commosso. Come vedi siamo sulla stessa lunghezza d'onda, perché Dongat, stessa lunghezza Dongat, vediamo di scrivercela questa cosa qua con la luce, vai Rita, stessa lunghezza Dongat, molto bene, benissimo. Migliore in campo si può dire, è complicato Angioletta, ci penso, datemi voi anche degli spunti al riguardo, perché Gulam mi è piaciuto tanto, Mertens fondamentale, Politano mi è piaciuto, però in una giornata in cui bene anche Zielinski, insomma, assist di Insigne eccetera eccetera, il gol di Mertens, io devo sottolineare la prestazione di Fabian, che a un certo punto solamente nel secondo tempo un paio di cose sbagliate, ma io ho visto fare le cose che lui sa fare. E poi il super criticato Bakayoko, per me oggi quasi perfetto, quindi è importante. Che strano, Gulam, da non più un giocatore a 45 minuti fatti bene, più altri 90 fatti sempre molto bene. Chiaramente non è ancora il Gulam dei vecchi tempi, ma comunque come me lo spiego? Amico mio, non me lo spiego. Questa è una di quelle domande che bisognerebbe andare proprio nel profondo e chiedere a Gattuso. Stava già bene, preferivi non rischiarlo, l'hai visto meglio in allenamento, era questione che doveva fare tutto questo riposo per poter essere così abile in questo momento, se lo facevi giocare prima non te lo ritrovavi così. Sono tutta una serie di dubbi che ci resteranno. Ora, se lui è in grado di farne un'altra consecutiva dopo 3 giorni con il Sassuolo, avremo ulteriori conferme. Non credo, purtroppo, non credo che lo rischieremo ancora una volta, però ci siamo resi conto che se hai la qualità anche nei terzini e li puoi alternare magari ogni tanto, fa tutta la differenza del mondo. Quindi Gattuso out, ma Gattuso out immediatamente. Quando hai giocatori da poter far giocare nelle loro posizioni, vedi che
vedi che fa un po' di differenza, perché veramente io poi non voglio dire la solita solfa, perché la solita solfa non ci piace, però toglietelo Lukaku all'Inter per un paio di giornate, non dico 16 giornate, non dico tutte le volte che ci è mancato Mertens, ma toglietegli Lukaku e Lautaro all'Inter, toglietegli Hernandez da tutte le partite al Milan, togliete Hakim e secondo me cambiano un po' di cose, però hai visto Valerio che è bastato cambiare l'allenatore ed ecco un nuovo Napoli. Ah no? È lo stesso allenatore? Ah no? Ah, amico mio, è complicata, però devo dire una cosa, io non voglio nemmeno fare il tipo, ma vita sta zitta, eccetera, eccetera, noi non siamo risultatisti, veramente, fino alla fine non lo saremo, quindi mi mantengo calmo, anche perché se no, poi mo faccio lo sborone e dico Gattuso migliore, so quali sono le problematiche di Gattuso e va bene. Perché poi arriviamo con Sassuolo, magari facciamo una partita punto a punto, la pareggiamo, tornano i Gattuso out, era solo il Benevento. Questo non lo accetto. Se mi si dice il Benevento è scarso, quindi non hai fatto niente, non lo accetto mai, perché con squadre più scarse del Benevento, lo stesso Granada è più scarso del Benevento, non ho visto le cose belle fatte oggi, quindi a me interessa solo la prestazione del Napoli. Dopodiché, se la prestazione del Napoli non basta a seconda dei vari avversari, ne parliamo. Ma se io vedo questa prestazione con l'idea di gioco che c'è, l'idea di gioco c'è, l'idea di sviluppo c'è, esiste. Non ditemi che non ha idee, questo è un errore proprio di concetto. L'idea di gioco c'è, non è detto che dobbiamo sempre tornare indietro quando si muovono bene in avanti. Dai. Perché di nuovo silenzio stampa? Semplicemente confermato, il Napoli ci ha abituato, Raffaele, a queste cose qua, non è che tu è anche giusto secondo me, perché altrimenti gli dicono quando perdi fai il silenzio stampa, quando vinci vieni a parlare. Allora potrebbe anche essere una cosa di coerenza in questo momento, continuare con silenzio stampa per mantenere concentrazione e cercare di fare un filotto, poi nel momento in cui finisce il filotto delle partite più abbordabili, perché poi arriverà quelle là toste, Milan, Roma, con la Juventus in mezzo, sarà complicata. Quindi capisco anche il silenzio stampa adesso, perché altrimenti poi dopo alzi la voce, fai degli errori, è così. Gio Pellecchia chiama il microfono amico. Il microfono amico, il telefono amico. Chiariello dice che una rondine non va a primavera, figuriamoci, mai una gioia, ma non c'è problema, noi non stiamo là. Infatti è questo che ho sentito ma questo noi lo sappiamo già, amico mio, lo sapevamo già. Vale, ma quanto ci è mancato tantissimo, Angela, tantissimo, ci è mancato tantissimo perché è attaccante, perché si porta appresso le difese, perché c'ha idee, c'ha sveltezza, è esperto, sa dove muoversi, sa come mettersi, è troppo importante. Giacomo Roseto, l'idea di gioco c'è e il problema è che la fase difensiva non è buona, ogni ripartenza è pericolosa. Sì, sulla fase difensiva ne abbiamo parlato tante volte, amico mio, è quella su cui bisogna lavorare di più, sicuramente. Ogni ripartenza è pericolosa. Quando attacchi con tanti uomini, un po' tutte le squadre subiscono delle ripartenze, però ci abbiamo messo delle pezze. Oggi ho visto bene scalare, ho visto bene come si dice, le diagonali, e in una occasione si è trovato quella pericolosa, si è trovato Insigne a dover marcare al centro dell'area, perché tutto il pressing è stato fatto tutto male, ma me la devo rivedere per essere contento. Cioè Gio TV, fammelo salutare, dove sta? Non lo vedo, lo bacio a prescindere, non lo vedo, torno indietro, eccolo qua, grande Gio TV. Ha vinto il Napoli, forza Napoli, Gattuso out, benissimo. Davide Paolucci, Valerio, ogni live potremmo dare a fine partita, come fanno in America, MVP, noi lo potremmo fare cambiare il most valuable pollo e stasera lo voglio dare a KK. Sì, assolutamente, dove sta il pollo? Ecco qua. KK pollissimo, hashtag KK pollissimo. Vale, subito una cosa importante, secondo me, hai fatto caso che addirittura Mertens chiamava gli altri al pressing alto? La cosa più importante di stasera è il pressing sì, e il Mertens sì, perché il Mertens che quando entra Elmas gli dice pure guarda al 10, marcati il 10, perché
Ieri mi hanno detto, ho sentito, dicevano in telecronaca eccetera eccetera, Pirlo chiede al Ronaldo di dire ai giocatori di stare più alti. Ora, esistono gli allenatori di esperienza, gli allenatori un po' più giovani, gli allenatori che devono fare esperienza. Dopodiché esistono i leader in campo, perché tu dalla panchina puoi gridare, ti ascoltano, a volte ti sentono, a volte no. A volte c'è una questione anche di carisma che l'allenatore ha. Allora se tu sei super carismatico, il giocatore fa quello che tu gli dici e va benissimo. Se non hai ancora tutta questa esperienza in panchina, al giocatore a volte dice ma una volta lo faccio, una volta no. Se te lo dice Ronaldo, tu ascolti. Ronaldo addirittura ha detto all'arbitro di fischiare un po' di meno. Figuriamoci dove siamo arrivati. Ecco, Mertens rappresenta per noi quello che rappresenta Ronaldo, leader in campo, leader di cui i giocatori si fidano, e quindi una parola in più, che non è una cazziata, perché Mertens non fa una cazziata, è importantissimo. E a proposito di Mertens, mi parlano di ghiaccio, un'altra botta alla caviglia ho visto che l'ha ricevuta e ho paura. Speriamo sia solo precauzionale, insomma, perché comunque il ghiaccio abbassa le eventuali infiammazioni, se si evita di gonfiare, insomma, non sono un medico, per carità, ma speriamo non sia niente, Ecco, su questo dico, potevi farlo uscire un po' prima, sul 2-0, poi capisco c'è stata poi l'espulsione, era complicato, va bene, però su certe cose io per esempio avrei tolto lo stesso Di Lorenzo per far entrare Yusai un po' prima, avrei tolto Gulam, avrei fatto riposare anche un centrocampista, perché stavamo portando la partita a casa e potevi mettere anche minutaggio. Dopo gli ultimi post partita meglio il silenzio stampa, e anche ci sta, perché comunque non gli fanno domande interessanti, quando gliele fanno lui comunque sta piccato, a volte è meglio evitare. Le aspettiamo notizie, speriamo che Osimhen ritorni motivato con la presenza di Mertens. Ottimo spunto Luca, perché Osimhen era a riposo precauzionale, può essere pure che col Sassuolo possa partire lui e magari Mertens dietro, si può alternare Mertens con Zielinski dietro di lui, vediamo un pochino. Chiarello vive di negatività, mamma mia, lasciamo perdere. Penso che il ghiaccio sia precauzionale. Mertens ha una facilità di tiro imbarazzante, quando stava mettendo quel gol nel primo tempo dove l'ha visto solo lui, quell'occasione di tirare col portiere leggermente fuori dai pali, straordinario. Ciao Vale, vedere Gulam oggi è come ritrovare una 100 euro in un paio di jeans che non usavi da anni, vivi una cosa bellissima e l'hai tenuta in armadio per anni. È vero Francesco, è vero, perché noi ci siamo lamentati, tu non puoi fare insomma di necessità virtù con Mario Rui, alternarlo con Yusai eccetera eccetera. Se Gulam, io vi chiedo solo una cosa, ma secondo voi Gattuso è pazzo? Perché non è che tu hai due giocatori più o meno simili, uno un po' più forte dell'altro, e tu dici li devo alternare, magari se uno non sta bene preferisco sfruttare quell'altro di più. La differenza tra Gulam e Mario Rui, con tutto il bene che voglio a Mario Rui, è enorme. Quindi un Gulam anche al 70% è meglio di un Mario Rui al 100%, per quanto mi riguarda, poi potrei sbagliare. Secondo voi, se Gulam era capace di queste prestazioni già da prima, Gattuso è pazzo che non lo metteva? Perché o fai come Malqui, non lo metti mai finché non arriva la cessione, perché tu dici non lo vedo, non mi piace come gioca, mi crea più problemi che altro. Invece no, ogni tanto lo inseriva, adesso lo sta inserendo 2 partite consecutive, vuol dire che lo vede, vuol dire che è in grado, quando è in grado ti può fare la differenza. Quindi sì. Insigne ha giocato bene, Teresa sono d'accordo, forse insomma poteva fare qualcosa in più in fase di proprio sotto porta, a un certo punto è andato vicinissimo al gol con il tiro a giro, a un certo punto ricordo tutti quei dribbli che hanno portato il tiro rasoterra ad incrociare. E poi devo sottolineare quello che pochi sottolineano, e invece voi amici bellini approfondisti, voi siete gli approfondisti, non siete i risultatisti, siete gli approfondimentisti.
gli cambi di gioco, ragazzi, prendi palla Insigne, alzi la testa di Lorenzo dall'altra parte, facendo così costringi tutto il Benevento a rincorrerti a vuoto, dopodiché le difese si stancano e si allargano le maglie del Benevento, non riescono a marcarti più bene. Questo è importante, è una cosa mai fatta prima, quindi vuol dire che Gattuso l'ha chiesto specificamente perché sapeva che Benevento si chiudeva, l'abbiamo fatto, i movimenti senza palla fanno la differenza in attacco e speriamo che questo possa essere un punto di partenza che parte dal secondo tempo di Granada, che a me è piaciuto. Magari questo, se diamo continuità a questa prestazione, la classifica non la guardiamo assolutamente, perché non la guardiamo la classifica, guardiamo la prestazione e vediamo di vincere più partite possibili. Questa è la mia richiesta. E Temai, onesto mai, mamma mia Filippo, mi ha fatto incazzare Temai, proprio la disonestà. Intanto 2 gol annullati al Milan e 1 alla Roma. Che cosa sta succedendo? Ragazzi, tenetemi aggiornato ovviamente sulla questione del Milan, perché è importante, e fatemi vedere un pochino, faccio un controllo da cellulare e probabilmente potremmo anche vedere un pochino a quanti like stiamo, no? Perché stiamo a 20 minuti, like, io vi devo mandare gli spottini, vi devo mandare l'inviato che sta qui fuori alla porta, quindi forse è arrivato il momento. Vediamo un attimo se avete dei like in tasca, controllate un secondo, quando non c'è Dem c'è Zielo che fa rizzare, mamma mia Maria Elena, Zielischi come tocca il pallone, controllate i like, controllate se avete dei like, che c'è il primo intervento, si chiama Rumori 1, come mai? Andiamo a vedere. I rumori incredibili, amici belli, è finita, mi vengono a prendere, è finita. Falso allarme, tutto a posto, no? Cercavano me. Io poi ho la maschera, non mi beccheranno mai. Comunque ci troviamo qui a descrivere una vittoria del Napoli. Finalmente si sapeva che il Napoli avrebbe approfittato, perché noi approfittiamo sempre degli errori degli altri. Vai Concetta, vai. Pareggio. Pensavo che era più lungo, sono rimasto pure io. Ho detto, bevo, mi rilasso. Non c'è niente da rilassarsi, subito, serrati, il ritmo, come l'articolo dell'ottimo Guido Gentile, ragazzi. Vorrei linkarvelo, non lo so, vi faccio andare via dalla live, non lo so, ma nel video di domani mi divertirò anche a linkarvelo. Quindi se non siete iscritti al canale, credo che siete completamente pazzi. C'era una cosa che ve lo poteva ricordare. Dove sta qua? Vedi? Iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Iscrivetevi un attimo al canale se questi 214 che sono qua non sono già iscritti. Non lo so che cosa siete folli, probabilmente folli, perché folli e non polli, polli Forza Napoli sempre, ma nemmeno polli, perché i polli fritti siamo pollissimi. Culipolli, esattamente amico mio, esattamente Massimo, è proprio così. E insomma, mandi Concetto a fare le rapine? No, e non lo so, perché cercavano qualcuno, potrebbe essere Concetto, ma potrebbe essere anche Joe Pellecchia, che è un gangster, e quindi dobbiamo stare attenti. Dominio Milan interessante anche per la classifica, ma io non vorrei guardarla la classifica, ragazzi, la tengo sott'occhio, ma non vorrei proprio guardarla. Oggi Yusai sembrava Frankenstein, gli mancavano solo i bulloni. Giorgio, una cosa incredibile. Io voglio che recuperi in primis Lozano, sinceramente lui fa la differenza, è innegabile. Sì, amico mio, sì. Oggi ha giocato molto bene Politano, secondo me, però quando torna Lozano cominciamo a somigliare al Napoli di inizio stagione. Io solo questo vi voglio dire, se tornano gli effettivi
e il Napoli continua ad avere una proposta di gioco interessante, non voglio dire che ricominciamo ad essere fiduciosi come lo eravamo a inizio stagione, perché comunque l'ambiente è tutto spaccato, comunque una rondine non fa primavera e tutte le cose che in certe televisioni devono dire, ma non fa niente perché noi ci stiamo confrontando. Vi voglio dire una cosa. Noi ci stiamo confrontando con gli addetti ai lavori. Scusate che faccio un attimo anche la voce un pochino impostata, ma mi sto divertendo tantissimo perché voi community, i numeri che crescono, voi che mi date questi spunti, io parlo con gli addetti ai lavori però che dico io, con gli addetti ai lavori che dico io, e saluto Raffaele Di Florio. Koulibaly che vuole fare Beckenbauer, proprio inaccettabile, amico mio, hai ragione. Insomma, ora mi scrivo signor Palla di Calcio, vedi? Bravissimo Manu Player, bravissimo e benvenuto. Allora, addetti ai lavori che scelgo io, ok? Quindi faccio persone che vi possono dare dei contenuti di un certo livello, di un certo anche spessore culturale, perché non prendo il primo che capita. Se, e dico solo se, siamo in 220, se qualcuno guarda questa live anche dopo, se io riuscissi per caso a prendere, ad intervistare, insomma, a portarvi sul canale il giornalista, un giornalista, insomma, ma faccio un'ipotesi, che le iniziali sono P, D, G, per dirvi, no? Se ci riuscissi, ma non voglio dire perché magari io ci provo, però magari non lo so. Fatemi sapere, se guardate anche questa live dopo, i commenti che vorreste magari chiedere a certi giornalisti. Vale che state, sento stata Luigi, è successa una cosa, perché sono molto soddisfatto di come sta andando, del riscontro, chiamiamolo il riscontro. Signora, il riscontro. Concetta, vieni a fare il riscontro. Vieni. Ma perché sei timida? Non eri timida l'altra notte quando andavamo a rapinare le banche? Vieni. No, si è intimidita. Comunque la butto lì così. Se avete delle domande che vorreste che io riportassi agli addetti ai lavori, scrivetemele nei commenti. Poi insomma non lo so, però tenete presente che io forse, insomma, se ci riesco, non lo so, non vorrei fare i debiti con la bocca, però non ho detto niente. Cosa ne pensi dell'Inter? L'Inter è in carrozza, amico mio, Lorenzo, amico mio, è in carrozza, la può perdere solo lei. In questo momento solo l'Inter può perdere lo scudetto, perché si è imposta 3-0 contro la squadra piccola, come si deve fare, mentre le altre perdono un po' di strada. Adesso vediamo se il Milan reagisce, però è stata una vittoria importantissima per l'Inter, un Lukaku straordinario. Contatta Tommaso Starace, oggi era il compleanno, Mertens lo ha andato a sé. Che bello. Le cose belle, un po' di serenità. Giacomo Roseto, tra Benitez, Mazzarri, Juric, De Zerbi, Sartrai e Vincenzo Italiano, chi preferiresti per l'anno prossimo, se non ti dispiace anche la spiegazione della scelta? Amico mio, di tutti questi qua, quello che mi impressiona di più, sinceramente, è Juric. Tra tutti questi qua, è ovvio che con Sarri sono stato bene, è ovvio che Italiano con la squadra che ha sta facendo bene con lo Spezia, è ovvio che De Zerbi significa avere un'identità precisa, però ho sempre paura che con il Sassuolo lo puoi fare e con il Napoli è difficile. Mazzarri no, Benitez no, non vorrei tornare indietro, sinceramente. Juric mi è sembrato, tra questi che tu citi, un allenatore che ha un'identità precisa, un po' da squadra più piccola, sinceramente, però quando un allenatore che perde Kumbulla, Rachmani, Amrabat, non ha punte, non ha attaccanti degni di questo nome e continua a mantenere l'identità anche con il ricambio dei giocatori, e poi porta punti a casa, insomma ci fa malissimo a noi, pareggia bene con la Juventus, meritavano di più. Insomma Juric mi impressiona dall'anno scorso, devo dirti la verità. Sono contenta stasera della prestazione del mio napolino, però se penso alle partite che abbiamo davanti mi viene la freme. Lo so, Rossana, una alla volta, Rossana. Una alla volta, dobbiamo assolutamente recuperare un po' di energie, e magari questa vittoria ci dà anche un po' di morale, che era importante, che il morale a terra non va bene. Concetta, non eri timida?
Sì, Bonnie e Clyde, veramente. Vi siete iscritti al canale? No, e a chi aspettate? Si chiede. Hai sentito Ossato? Ha detto che Pjanic andava espulso, non gli è venuto in mente. Luigi, ma tu parli di quest'uomo qua? Perché a me mi è arrivata, insomma, certi fratelli miei mi hanno mandato questa cosa, io non l'ho sentito perché ero al lavoro, insomma, ero lì a... Rigore per il Milan? Ah, ovviamente, ovviamente. Bravi, benissimo. Buonasera Martina Stella, quali sono secondo te le cose positive? Adesso te le dico, amico mio, però pure la domanda su Orsato non la vorrei lasciare così inevasa, sono temi inevasi, e mi dicono che Orsato abbia detto Pjanic in Inter Juve, errore mio, ero troppo vicino e lo giudicai come contrasto. Lo giudicai come contrasto. Dicendo così, vuol dire che l'ha giudicato lui e quindi il VAR non poteva intervenire, cioè si prende la responsabilità, ma è una responsabilità che cambia la storia di quella partita. Ora, nel momento in cui un giallo che cambia poi diventa espulsione, credo che sia chiaro ed evidente errore perché porta all'espulsione e quindi cambiano i numeri di giocatori, non lo so. Certo è che se te lo sei ricordato adesso e scappavi in macchina prima quando ti volevano fare le domande, è come se mo si siano messi un attimo d'accordo su cosa dire e di cosa fare, proprio nel momento in cui l'Inter probabilmente si avvia a vincere e quindi, sai, a dire vabbè, allora mo vince l'Inter, sono stato così, ma ci siamo dimenticati che eravamo noi che avevamo battuto la Juve in quel caso e se poi dovevamo andare a Firenze, l'albergo eccetera eccetera. Diventa complicato, ma fatemi togliere questa roba da mezzo perché addirittura il nero assoluto. Bobotta. Allora, che sì, ovviamente Ibra c'è, cioè oramai che sì è diventato il tiratore scelto, come funziona? Volevo dire Prandelli out, comunque. Fatemi vedere un attimo la situazione. Sì, no, Ibra c'è, oramai Ibra fa tirare a che sì. Dipende. C'è Rebic, c'è Cialanoglu, Salemakers, che sì, Tonali, Tomori, Hernandez, Chier, Calabria, tutto logico. Cristante in difesa per la Roma. Fazio addirittura, mamma mia. Karsdorp, Veretù, Villar, Spinazzola, Pellegrini, Mkhitaryan, Majoral, quindi niente Dzeko. Si fa complicata. Non so cosa aspettarmi. Sapete che io molto spesso in questi scontri diretti sono molto deciso, cioè preferisco che vince l'Inter perché deve togliere punti a quelle che lottano per la Champions, preferisco che vince la Juve, eccetera, eccetera. In questo caso, visto che il Milan non lo so se regge, vorrei un pareggino. Mi auspicherei un pareggino che toglie un po' punti a tutte e due. Lo dico. Dzeko lesione, salta anche il Napoli. Grazie Fabio che tu stai sempre sul pezzo e mi permetti di essere preparato anche quando non lo sono. Diciamo la verità. Signora i rigori. Vale rigore netto ed è stato un bombardamento del Milan. Benissimo, ok. Rachmani solo secondo me può diventare potenzialmente titolare. Amico, sì, nel senso che oggi ha giocato molto bene Rachmani, a differenza di Koulibaly. Rachmani mi è piaciuto sia di testa sia negli interventi in anticipo, stava bello concentrato, mi è piaciuto. Tra lui e Manolas per me sono molto simili. Forse Rachmani con i piedi è leggermente migliore secondo me, però devo anche ammettere che nelle ultime partite di Manolas si è comportato bene, meglio anche in impostazione. Manolas, quello è il suo difetto principale, l'impostazione. Rachmani non è un regista difensivo come lo era Albiol, però sono assimilabili, considerando che Manolas è spesso infortunato proprio storicamente. Devi averli tutti e due e devi sostituire Koulibaly, ragazzi. Il Napoli si deve concentrare per sostituire Koulibaly. Perdiamo Maksimovic, bisogna sostituire Koulibaly con un difensore di livello enorme che possa affiancarsi a Rachmani e Manolas, magari uno che possa fare regia, uno forte. Serve uno forte e uno poi da affiancargli come riserva
meno forte, ma insomma. Riccardo Sarcia, giustamente a Sassuolo viene rinviata la partita che poi... Ma hai ragione, amico mio. Uno poi non vuole piangere, però guarda caso, vengono tutti riposati e noi no. Signora, i limoni subito. Hai sentito le voci di un ipotetico Chiariello come nuovo DS? Ma che stai dicendo? No. Mi fa ridere solo l'idea. Vendere KK l'anno prossimo è un oltraggio? No, Andrea, vedi, ci troviamo proprio mentalmente. È da fare adesso prima che perde ulteriore valore, perché purtroppo pare che ci vogliono offrire una 50 di milioni. Adesso si parlava del Bayern, non lo so, ma il ragazzo non ci sta con la testa. Rischiamo di fare il secondo caso Allan. Allan pensava a Paris Saint-Germain e ha cominciato a giocare sempre peggio finché non l'hai dovuto vendere per pochi soldi all'Everton. Koulibaly, non vorrei arrivare a vederlo che gioca sempre peggio, però purtroppo sono, sai, quando i cervelli sinapsi che si staccano, diventa complicato andare avanti con Koulibaly. Buonasera Valerio, che voto daresti alla prestazione di Fabian? Sarò generoso oggi, gli do 7. Stavo dicendo 7,5, non esageriamo, 7 perché mi è piaciuto. Individuo perché ho gli occhi su Fabian belli fissi, perché mi deve convincere. Fa a un certo punto un velo dove perdiamo palla e fanno un contropiede, e poi un passaggio subito dopo sbagliato, un cambio di gioco sbagliato dove fa ripartire l'avversario. Per il resto ho visto cose che finalmente un pochino più di sveltezza, un po' più di velocità, e quando c'era invece da rallentare i ritmi nel finalissimo della partita lo ha fatto bene. Quindi do il voto generoso a Fabian oggi. Valerio, hai notizie in merito a un ritorno di Sarri? No, amico mio, no. Sono tutte le voci che si susseguono, perché Gattuso out e quindi si deve, se tu parli di Sarri, che sia vera o meno la notizia, qualcuno la ritwitta e quindi si parla di te. Non mi lascio coinvolgere da tutto ciò, assolutamente. Per KK vanno bene 69 milioni, li accetterei. Sicuramente li accetterei. Upamecano, mamma mia, ecco, Upamecano però secondo me in questo momento vale più di Koulibaly. Temo che valga più di Koulibaly. Non so come sta giocando ultimamente, però Upamecano è tanta roba. In potenziale le partite che gli ho fatto fare era meglio di Koulibaly. L'ho detto. Bakayoko per me è imprescindibile difensivamente nei contrasti aerei per questo Napoli. Di Lorenzo non esce mai, merita riposo anche perché del 100%. Meret molto bene con i piedi. Gattuso i cambi. Sì, Francesco, sono d'accordo. Difensiva ha fatto di testa, le ha prese tutte Bakayoko. È stato anche un po' più veloce a liberarsi del pallone, si è messo davanti. Noi le sappiamo i difetti strutturali di Bakayoko, però quando li nasconde così bene è ottimo. Perché si compra Bakayoko? Perché devi dare un po' di fisicità al centrocampo, l'abbiamo detto a inizio stagione. Poi non è che 2 o 3 partite fatte male significa è un cesso, non voglio Bakayoko, è un cesso incredibile. No, la scelta era precisa. Gattuso lo ha chiesto per dare un po' di fisicità nel 4-2-3-1. A me Bakayoko sta bene con Demme a fianco, sta bene con Zielinski a fianco, sta bene con Fabian a fianco, ci dà quella di fisicità. Per me si possono alternare. Se devi attaccare, per me Demmer è sempre imprescindibile perché fa la doppia fase, però puoi alternare. Una partita devi fare più a botte e a bobotte, e quindi ci metti Bakayoko, una partita ne metti un'altra e fa la differenza. Iannicelli nuovo DS e Chiariello nuovo allenatore per l'anno prossimo. Contratto, cene gratis in tutta Napoli. Quelli vanno di corsa. Meglio Baca o Zaccagni? Andrea Blocher, stai parlando di 2 giocatori, fanno 2 sport diversi. Uno è un attaccante, l'altro è un centrocampista. Uno è svelto e tecnico, l'altro invece è molto fisico. Baca e Zaccagni devono giocare insieme in una squadra. Devono assolutamente giocare insieme. Fatemi vedere a che livello. Allora, è forse arrivato il momento di controllare, perché sono quasi sicuro
vedete un attimo, perché la mia voce è questa qua, però se io mi metto gli occhiali che forse è arrivato il momento di lanciare un nuovo me stesso, mi lancio direttamente così voi controllate se sotto al cassetto, sotto il cassettone, quello là che tenete sotto al letto dove tenete i panni della stagione, perché lo so che tenete il cassettone sotto al letto con i panni così, vedete ci sono 2 like che vi siete dimenticati di mettere, mi sa proprio così. Vedete un secondo? Ed era classico, era un classico che il Napoli non approfitta mai e quindi incappiamo in un pareggio che alla fine è un brodino, perché è un brodino caldo, però si muove un po' la classifica, non lo so, è un brutto risultato sicuramente. Lei era incuriosita, Conc'è? Vai con la sconfitta, facciamo la sconfitta. Insomma, non solo non approfittiamo delle cose, ma il Napoli perde con il Benevento. È una cosa che non, cioè, ancora che state a difendere Gattuso, i giocatori, la società. Basta, è uno scandalo. Basta, chiudete tutto. Chiudo tutto. Io apro. È un amaro lucano, è un amaro del capo. Apriamo le palestre, le piscine, apriamo i musei, apriamo i teatri, apriamo tutto. Io apro tutto, lasciamo perdere. Qua c'è una citazione di quelle pericolose, eh? Non entreremo mai in politica, però nello specifico. Mettete un attimo il like, sì, ho visto che qualcuno ce l'aveva nel giubbino vicino a Gulam, proprio nascosto. Cliccate, togliete un attimo la chat, mettete il like, perché ho capito questa cosa qua. Voi preferite di più quando il Napoli perde, che il Napoli vince non vi piace, preferite che il Napoli perde, così venite a dire Gattuso out, siamo di meno, ma non fa niente. Molte persone stanno guardando il Milan perché interessa sicuramente anche alla classifica, ma io non la voglio guardare la classifica, non la voglio guardare, la guardo un attimo, ma non la voglio guardare. Guarda, ma non fare vedere che guardi, insomma, guarda, ma che guardi, ma non guardare, ma fai vedere che guardi. E come guarda senza guardare? Questo, poi dovete anche dirmi la citazione. Il Napoli sopravanza, cioè si affianca alla Lazio. Quindi se la Roma perde resta a 44, la Juventus a 46, l'Atalanta però ha vinto, quindi ragazzi non abbiamo fatto proprio nulla, la classifica non si guarda, non abbiamo fatto proprio niente, assolutamente niente. Gattuso out. Finché te la farai con solito non lascerò mai il like. Tony Med sempre sarcastico nelle sue cose. Mariano De Maio, ciao Vale, quelli che se c'è gente uno a pallone ci gioca pure. Fammi capire che cosa vuoi intendere. Se c'è gente uno a pallone ci gioca pure. Spiegamela, non voglio dire stupidaggini. Valerio, oggi andrà tutto bene, andrà tutto bene la cosa, ha compiuto 1 anno. Mamma mia Fabio, infatti mi sono dimenticato cosa significa andarmi a bere una birra. Ma comunque, con a te, non ho giudizi specifici sul giocatore sinceramente, quindi non dico niente. Gattuso out, a volte sì, a volte no. Donate! Vedi, Luigi non chiede nemmeno i like, lui chiede donate, perché Luigi è tranciante e io gli voglio bene perché Luigi è stato probabilmente il primo, se non uno dei primi, a cominciare il supporto pesante quando eravamo una decina di noi, veramente lo ricordo. Grazie mille Luigi, sei sempre straordinario. E andiamo un pochino a vedere, e la caviglia di Mertens speriamo non sia niente di che, Sarracino, speriamo sia un po' di ghiaccio giusto per tenerlo in ghiaccio, diciamo, perché ragazzi ci serve come il pane, si devono alternare, non possiamo fargli fare il super lavoro perché sennò siamo punto e da capo, bisogna assolutamente tenere pronti tutti per entrare alla bisogna, la famosa bisogna. E vediamo un pochino che riusciamo a fare in questo finale di stagione. Ma se per ipotesi ADL non voleva far giocare il nostro terzino sinistro, guarda Salvatore, può anche essere questa cosa qua, nel senso che si parla, non ho i dettagli del contratto, ma si parla che magari certi bonus li raggiungi
li raggiungi con le presenze, e quindi magari ADL non lo fai qua, se proprio non ti serve, se proprio non stai in formissimo, non farli giocare, e magari questa cosa finisce nel momento in cui ADL e Gattuso non hanno più questo rapporto straordinario. Anche l'alternanza Meret-Ospina c'era quando il rapporto era ancora saldo, dopodiché Ospina diventa titolare per Gattuso. Probabilmente se Gulam non avesse preso il Covid l'avremmo visto prima titolare con Gattuso. Tutte queste cose sono ipotesi importanti, Salvatore, che magari io, se faccio l'intervista domani, iscrivetevi al canale perché se riesco a fare un'intervista PDG non voglio dire niente, non ho detto niente, potrebbe essere qualsiasi cosa, ma se ci riesco io faccio la domanda tranciante. Gulam rispetto a Mario Rui è di un'altra categoria. Avrei fatto entrare Demme perché secondo me con il Sassuolo sarebbe servito e non poco. Sì, ma infatti Demme secondo me giocherà con il Sassuolo. Magari poteva entrare per mettere un po' di minuti, per prendere confidenza col campo, e sono d'accordo con te, Nick, anch'io l'avrei fatto giocare. Cop Miners della Z e Merino del Real Sociedad insieme a Zielu per fare un centrocampo da sogno. Adolfo, mi piace tantissimo Cop Miners, Merino mi impressionò con la Real Sociedad, insieme a Zielu per fare un centrocampo da sogno. Perché no? Io non mi toglierei Demme sinceramente, e poi dobbiamo vedere se vogliamo continuare con il 4-2-3, dipende dal prossimo allenatore, ragazzi, perché non ci dimentichiamo che Gattuso al 98% non rinnoverà con il Napoli, e quindi credo, e non lo chiamo perché non deve avere assolutamente nessun tipo di come si dice, di visibilità. Chiedo ai miei moderatori di bannare senza pietà una persona che non è affatto gentile. Vai tu perché ho letto una cosa da vomitare, e andate tranquilli con il ban, sapete cosa fare, perché poi ci sono delle cose dove noi rispondiamo TVB, perché la community bellina, quando arriva il tifoso dell'altro avversario che viene e dice il Granada oppure forza Napoli merda, lì andiamo di TVB alla grande. Quando invece incontro la maleducazione nei confronti di singole persone, che siano mod, che siano altri della community, se vedo offese poi personali o un atteggiamento aggressivo di un certo livello, io banno. A me non interessa avere una persona in più che mi guarda, una views in meno, uno stronzo anche in meno, quindi si banna e si va avanti, perché la community è bella anche per questo, perché all'inizio ho bannato senza pietà. Scremare, latte scremato, signora, il latte scremato, Concetta, vieni subito, entra, è arrivato il momento di entrare, vieni Concetta. Come sta andando il Milan, ragazzi? Fatemi sapere. Valerio, ti ha sorpreso che il Benevento non ha provato il pressing asfissiante fin dentro l'area? Un po' sì, Fabio, devo dirti la verità. Sono stati molto rinunciatari, molto bassi. Non so se insomma è stata una scelta o se anche, e fammelo dire, probabilmente il Napoli con i cambi di gioco continuo, perché ne parlavo con il mio amico Angioletto anche, il Benevento è stato un po' rinunciatario, non ha fatto pressing eccetera eccetera, però passami il termine, li abbiamo rinunciati noi, nel senso che siamo stati anche bravi a far girare il pallone molto velocemente, e quando fai i cambi di gioco da una parte e dall'altra e sei più verticale non ti prendono, è difficile rincorrerti. Finito il primo tempo molto bene. Ovviamente non so di cosa tu stia parlando, non ho idea Falco, non ho idea. Si vola al fantacalcio, grande per Paolo Pastore, che tra l'altro insomma ragazzi è stato il primo forse che mi ha fatto l'intervista per il suo canale, un approfondimento sul Napoli lunghissimo di mezz'ora, andatevelo a vedere. Pierpaolo fa anche approfondimenti di fantacalcio, quindi alla grande ovviamente. E andiamo a vedere qualche altro messaggio. Sì, ma figurati se con i 50 milioni di KK, sempre se qualcuno li spende quei soldi, ADL li spende per un difensore forte, prenderà qualche promessa che come tale non dà garanzie. Amico mio, non lo so, quando dipende da cosa vuoi fare da grande. Quando abbiamo preso i 64 milioni di Cavani, 40 li abbiamo spesi per Higuain.
quindi non è sempre vero. De Laurentiis i soldi li spende, devono essere spesi bene, però deve esserci un bel concerto tra direttore tecnico, direttore sportivo, il nuovo allenatore e ADL e Chiavelli, che alla fine hanno sempre loro la parola d'ordine finale. Così. Mertens dipendenti, non lo so, amico mio Marco, però è importante, come è importante la punta di diamante. Ragazzi, Mertens è il record man assoluto del Napoli, ce lo siamo dimenticati, che ha fatto più di 130 gol e tutto intorno a lui si è gestita l'azione d'attacco del Napoli degli ultimi anni. È difficile rinunciarci. Non è Ronaldo, non è Lukaku, non è Ibrahimovic, ma è quanto di più si avvicina a questi livelli qua, perché ha esperienza, perché ha fiducia nei propri mezzi, che se l'è meritata sul campo, e ovviamente quando ce l'hai giochi in un modo, quando non ce l'hai devi inventarti un'altra cosa. 50 milioni, lo so. È arrivato Gio Pellecchia, pensano poco. Che sta diventando questa community? Che sta diventando? Levitan, Valerio, in previsione Sassuolo, non sarebbe meglio proporre gli Usai dal primo minuto e far riposare Di Lorenzo? Un rischio che si sarebbe potuto correre con Benevento? Sì. Allora, non avrei fatto, ci avevo pensato, agli Usai subito, oggi, ci avevo pensato e sarei stato d'accordo, però analizzando col senno di poi, Di Lorenzo ha retto. Di Lorenzo ha retto tutta la partita, ha spinto tanto, ha garantito tanta spinta, quindi fisicamente ce la fa. Deve staccare mentalmente, lo sai come la penso. Deve farsi una giornata dove sta seduto e fa le smorfie con i compagni in panchina, perché ricordiamoci le smorfie iniziali. Quindi assolutamente sì. Tu dici in previsione Sassuolo volevi subito gli Usai così, e adesso ti ribatto, sono d'accordo, ma far giocare gli Usai con il Sassuolo secondo me sarà quasi necessario. Con i rigori del Milan chissà dove saremo, ma non ce lo chiediamo. Internos League, buonasera Valerio, ma secondo te riusciremo mai a capire il mistero Gulam? Oggi è compleanno di Sarace, perciò Gattuso out. PS, siamo a 3 punti dal terzo posto. Non farmi guardare la classifica perché ci sono troppe squadre tra noi e quel terzo posto, non la voglio guardare assolutamente, però il mistero di Gulam è uno di quei misteri di Fatima, non si capirà mai se operazione sbagliata, problemi in società, te lo volevi vendere, in realtà era sul mercato ma nessuno si accolla, perché può essere pure che tu avevi deciso di vendertelo, sostituirlo, ma nessuno si accolla l'ingaggio alto, lo metti fuori squadra, ma già avevi messo fuori squadra Milik, Malqui, e quindi qualcuno deve rimanere anche se la società non ci punta. Diventa veramente un mistero, Questo ne penso di Gulam, che è un terzino incredibile, che se ha la possibilità di giocare più partite consecutive, Mario Rui il campo non lo vedeva proprio, perché quando con Sarri c'era Gulam era titolare inamovibile, ragazzi, diciamoci la verità. Poi Mario Rui è diventato titolare dopo l'infortunio, ma Gulam garantiva lui quella catena con Hamsik e Insigne, ed eravamo pazzeschi, non possono essere paragonati, perché la cosa principale e migliore di Mario Rui è la tecnica del piede sinistro, ok? Qualche cross buono lo fa, ma in fisicità non li puoi paragonare. In proposta di gioco, anche coraggio, cioè alzare la testa e partire verticale, Gulam lo fa, Mario Rui preferisce sempre girarsi indietro. I colpi di testa, l'aiuto al compagno è troppo, anche la velocità, no? Nello scatto, non nello scatto lunghissimo, perché ma Gulam è una bestia fisicamente e si fa sentire su quella fascia, quindi se Gulam sta bene, ragazzi, Mario Rui il campo non lo vede mai. Io con Gulam arrizzo e quando non gioca Mario Rui godo a spruzzo. Purtroppo è così. Vale, ho notato, Napoli sono. Hai notato che Rachmani Koulibaly ha più fiducia? Può essere, rispetto a Maksimovic, che comunque non è l'autorevolezza fatta difensore, sicuramente. Anche se Koulibaly non ha fatto questa grande partita anche stasera, purtroppo. Vale, sai che se il Bayern affonda per Koulibaly, l'anno prossimo si presenteranno in difesa con Davis, Upamecano, Koulibaly, bellissimo, perché poi hanno preso Upamecano, quindi altro che, mamma mia che cosa straordinaria, Upamecano e Koulibaly insieme,
Bellissimo, bellissimo, mamma mia. Gulam ha giocato ma non bene in passato, è vero, quando è stato poi, noi ce lo ricordiamo, l'abbiamo detto, Gulam entra, Gulam non ce la fa, ecco perché non gioca, questa è la verità. Magari aveva bisogno di più riposo di altri, magari il Covid ce l'ha fatta buona, che ne sai? Ricordiamocelo, abbiamo un esempio, Quadrato Covid, entra, guarisce dal Covid, entra contro di noi in Supercoppa, è l'uomo della Supercoppa. È l'uomo della Supercoppa, quindi non a tutti fa male, non dico che fa bene, ma quando è asintomatico non si sa. Come disse Sarri, Gulam non è un giocatore, è uno schema di gioco. Bravo Francesco. Vale, conosce Danilo Pe, fa delle vignette, come no, adoro sul tema calcio, mi piacerebbe che tu facessi qualche collaborazione con lui. Bella la proposta, amico mio, non devono essere per forza tutti addetti ai lavori e giornalisti. Danilo Pe è un artista che io apprezzo tantissimo, e perché no? Perché no? Gray Fox, lo contattiamo. Pareggio della Roma, e finiamola qua. Arbitro fischia. Dai, fischia, è finita. Il mistero di Gulam con il mistero di Zuniga, guardate un po', sembra il terzino sinistro. Però se lo assimili al mistero di Zuniga, là non è un mistero, là rinnovo, infortunio, operazione, stata buona. Se questo è simile, il Napoli nel terzino sinistro non è fortunato, ragazzi, non è fortunato. Io ho talmente paura di Maksimovic e Conte Sassuolo fare giocare Rachmani e Costanzo. Giuseppe, non hai tutti i torti, Poi qualche partita alla fine, pensa, Maksimovic e Rachmani si sono comportati bene contro la Juventus, abbastanza bene, poi Meret ha fatto le sue parate. Però se pensano che il Sassuolo è una grande squadra e si concentrano, sono capaci anche loro due di fare il partitone, e Maksimovic è capace anche di essere meno presuntuoso di Koulibaly e stare più attento e giocare anche meglio. Vediamola così, che è capace. Poi ovviamente tecnicamente è inferiore, a livello di vicinanza con l'avversario è inferiore, però speriamo che lo voglia fare. Valerio, se giochiamo con Ospina con il Sassuolo, ho paura di tornare ai fazzolettini. Hai ragione, Sarracino, oggi ne abbiamo visto poco ed è meglio. Bravo Valerio, grazie amico mio, e sono d'accordo con te. Ora non lo so se il ritorno di Ospina significa rimettere Meret in panchina, perché capitemi, se Gattuso e la società fossero ancora in grande sintonia, probabilmente si farebbe il discorso di Meret anche per il futuro. Non lo so adesso cosa succede, sinceramente mi dispiacerebbe vedere Meret tornare in panchina, al di là del fazzolettino che non voglio vedere più, però i rumori che ogni tanto sai, eccolo qua, vieni, sta Concetta nell'altra stanza, vieni. Quadrato si sta preparando per le Olimpiadi di nuoto, per questo lo fanno giocare solo contro di noi. Il tuffetto facile. Veretù, che giocatore madornale, bellissimo centrocampista Veretù, veramente un centrocampista completo. La panza di Bobotta, partita giocata come si doveva giocare, ottima organizzazione tattica, Gulam resuscitato, Mertens incredibile, l'unica speranza è che si continui a giocare così, sperando anche di vincere. Forza Napoli, assolutamente, giusta analisi amico mio. Rumori incredibili ragazzi, da tutte le parti. Gran gol di Veretù. Buonasera Valerio, che dire, Gulam sta tornando e tanta roba, avere una punta forse che sa muoversi, quella è la differenza. DP, hai ragione, che stiamo iniziando a tornare il Napoli di stagione, che speriamo, non voglio cantare vittoria perché serve la continuità, noi delle cose buone le abbiamo viste, le voglio vedere in continuità. Certo è che fa tutta la differenza del mondo il movimento senza palla costante. Osimhen ogni tanto lo fa, ma lo deve fare con costanza. Capisco anche il fatto che sta mio concetto è costanza. Se lo facciamo con costanza nell'altra stanza, allora probabilmente il Napoli diventa più pericoloso, più verticale, più veloce, meno un Napoli pellecchioso.
Anche i fazzoletti sono stati pochi, assolutamente, perché c'era più movimento, non c'era bisogno di giocarsela tra di noi, anche se loro non facevano un pressing alto. Vedi? Più attacco della seconda palla, Bakayoko più avanti. E Mertens, io temo che Mertens faccia tutta la differenza del mondo, che a scalare tutti si muovono meglio. Road to 300, dai ragazzi, siamo a un'ora di like e siamo ancora meno di 300. Ho capito che voi vi state guardando con un occhio il Milan, con un occhio la live, con un occhio vi guardate la Roma e volete vedere due e non guardate la live, però avete messo la live. Mettete un attimo un like e ritornate a guardare il Milan. Se mettete like, Milan e Roma pareggiano, ve lo prometto. Promesse di marinaio, promesse da mercante in fiera. Il mercante in fiera. Giocavate al mercante in fiera? Hashtag mercante in fiera. Subito, immediatamente. 1-1 sì. Domenico Aufiero, benvenuto Domenico, nomi nuovi, mi fanno piacere, iscrivetevi al canale, nomi nuovi. Dando Rabona, Mario Rui un apostrofo rosa tra le parole passa la rete. Questo è un commento memorabellino. Questo è proprio un commento memorabellino e mi dispiace che tu te lo sia giocato live, perché quando i commenti memorabellini arrivano durante sui video che insomma posto durante la settimana, i mod li guardano, me li segnalano e io poi scelgo il commento memorabellino in ogni live. Però sono contento di averlo beccato, Nando, perché te lo sei meritato, questo è un commento memorabellissimo, vedi? Lo sottolineiamo così. Memorabellinissimo, ma a questo punto -8, -7, tutto, quanto, la mano di Politanos, anche quello è un tema sicuramente. Badapummete, pararapumpite, il commento memorabellino per questa like è questo qua, ragazzi. Luigi Pirillo, secondo me vi state sbagliando tutti, compreso te Valerio. Maximovic è un ottimo attaccante, si fa trovare sempre libero, solo che mal servito dagli avversari. Questo a sottolineare quanto sia la distanza tra Maximovic e gli altri attaccanti della squadra avversaria, molto spesso, che è sempre solo. C'è Ramani che se ne deve marcare 3, Di Lorenzo che se ne deve marcare 3, e quindi questo è un commento memorabellino, sottile, preciso, sarcastico ma al punto giusto, ma mai, hai capito, volgare. Commenti memorabellini a cui io devo dare soddisfazione, assolutamente. Gli Aristogatti, lo sai, e tu lo sai. Prendiamo anche citazioni Disney oramai, alla grande proprio. Giacomo, io ho seguito soprattutto i movimenti di Mertens, tanta roba. Bravo Giacomo, perché noi qua guardiamo la partita in maniera diversa. Lo so, io ho visto, sapete quella cosa, Sarri ci ha rovinato il calcio, perché dopo Sarri è difficile vedere un gioco così bello, così veloce, le triangolazioni eccetera eccetera. Non vorrei, ma in cuor mio, egoisticamente, spero che un giorno uno mi dica: Vale, tu mi hai rovinato la partita perché adesso io me la analizzo e non me la godo più. Sarebbe per me una cosa di grande spessore, perché dici, anzi, ti ho cambiato io il modo di vedere la partita, però vuol dire che è crescita, e io, come non mi piace per esempio la musica, io non me la godo perché la vedo da professionista, quindi quando ascolto una canzone divido tutti gli strumenti e non me la godo. Mi godo il cinema perché non ne capisco tanto, almeno a livello tecnico, non ci penso, e quindi mi godo il cinema. Il calcio me lo godevo, adesso lo analizzo, voi godetevelo, non fa niente. Gol del Milan, attenzione, Rebic, non era male una spalla, se figurati se ci davano il gol. Angela, brava, lo voglio rivedere, non ho visto bene che è successo cadendo, se lui è stato spinto nella caduta e quindi assolutamente involontario, se era invece ininfluente, se insomma cadendo l'ha preso con la spalla, non lo so, lo devo rivedere. Però è stato valutato dal VAR, quindi figuriamoci. Certo, il VAR alle volte fa delle stupidaggini, perché ricordiamoci il fallo di mano chiamato ad Osimhen contro il Bologna quando lui subisce fallo, e quindi non ce lo dovevano chiamare, ma chissà.
Valerio, te lo scrissi anche in un commento: da quando ti seguo sono attento ai movimenti di tutta la squadra, non solo al portatore di palla. Amor, da una parte mi fa piacere, dall'altra mi dispiace per te, però se tu ti diverti di più sono contento. Se invece qualcuno alle volte, sai, dici ma io preferivo quando non vedevo certe cose, che me la godevo più così, non lo so, sono scelte, alle volte non è nemmeno una scelta, è quello che succede. Dammi 5 numeri, 2-1. No, Cataggiara numeri, io non sono in grado, ma magari il 2-2 lo aspettiamo. Buonasera e buon martedì. Non mi fido anche se hanno vinto, convinzione zero. Questi hanno bisogno del ragioniere Casoria. Sconfiggeremo Maciste e i suoi guerrieri, Rocco e i suoi fratelli. Tebani! Bravissimo Saberani per la citazione, che andava sempre più verso quella situazione. Tebani è bellissima, questo è Totò contro Maciste, straordinario. Convinzione zero non sono d'accordo, però su convinzione zero non sono d'accordo. Il ragioniere Casoria sono tutti i ragionieri Casoria in giro, però io la convinzione l'ho vista. Ho visto una squadra che si è preso il pallino del gioco in mano nel primo tempo, non li abbiamo proprio fatti giocare. Nel secondo tempo abbiamo concesso qualche contropiede, però è arrivato il secondo gol della cosa, poi c'è stato Koulibaly che si è che è pollo e quindi ci ha dato un po' di apprensione nel finale, però non ho sentito quella paura che di solito sento della siringa. Oggi non l'ho sentita tanto, devo dire la verità. Sai che re è cambiato una chiave che 3 mis e siamo 3 punti è vero, sotto la squadra del maestro, che anche ieri si è dimostrato discepolo del Piangina Conte in conferenza. Pensa se avessimo giocato. Hai ragione Francesco, ma pensa anche senza aver giocato, no? Anche perché io sono convinto, lo diceva Ancelotti, i momenti di difficoltà arrivano per tutte le squadre come una sentenza, è matematico. Tutte le squadre a un certo punto hanno il momento di difficoltà. Tu pensa solo a una cosa: 3 punti contro lo Spezia. Non pensare nemmeno a 2 punti buttati col Torino, dove hai giocato male. Pensa solamente allo Spezia. Non voglio parlare del Sassuolo, non voglio parlare del Genoa. Pensa solo allo Spezia, dove comunque hai creato e quindi bastava fare un gol. Due gol regalati a loro col rigore e noi il Petagna. Pensa solo 3 punti con lo Spezia, dove stavamo, nonostante tutto il percorso, l'involuzione che noi abbiamo analizzato, abbiamo giocato nella chiave, tutto verissimo, ma con quei 3 punti in più avremmo sentito tutti questi Gattuso out, secondo te? Secondo voi li avremmo sentiti? Oppure i risultatisti si mantenevano la palla perché dicevano ma noi comunque stiamo là, dobbiamo ancora recuperare una partita con la Juve? Pensano un po'. Poi sul maestro non voglio parlare, assolutamente. Meret Ospina, Andrea Russo, questa non ce la toglieremo mai di torno, questa cosa. Ospina dà più sicurezza ai compagni perché parla di più, perché è il patron, perché non se ne fotte proprio, perché gioca a testa alta e si prende dei rischi. A me Meret tra i pali piace, Ospina tra i pali non mi dispiace, va bene averli entrambi, è un lusso per il Napoli averli entrambi, però a livello societario io ti dico: Meret, se lo fai giocare titolare con Ospina come chioccia sempre pronto, magari ti cresce e può migliorare dove è un po' più carente, ed è un po' più carente nel parlare con la difesa, nell'imporsi, nelle uscite mi sembra bravo, però tra i pali è forte, però potrebbe fare meglio da certe... l'impostazione eccetera eccetera. Meret è un portiere giovane che può crescere, però cresce solamente se ha la fiducia assoluta della titolarità, altrimenti va più in difficoltà. Mantenevano la palla e troppo rosse, non lo so, si dovevano mantenere la palla, si dice. Vale, prima durante le partite mi arrabbiavo e basta, adesso capisco il motivo per cui arrabbiarmi. Vedi, anche questo è uno spunto, questo mi piace. Tra Pirlo e Simone Inzaghi non so chi piange di più. Giacomo, ma poi hai visto che lui proprio risponde, cioè Padovan gli fa la domanda eccetera eccetera, lui proprio piccato che risponde, ma che potevo fare? Tu chi avresti messo? Dopodiché, dopo che Pirlo si incazza e dice ma tu chi avresti messo? Non potevo mettere nient'altro, l'entusiasmo.
Come reagisce, stavo dicendo, quindi reagiscono le televisioni, ma andiamo a vedere lo Skytech del bellissimo gol di Ronaldo, Pirlo, guarda il gol, guarda Chiesa. Ma che Skytech è quello? Chiesa passa, non fanno dribbling, non ci stanno un triangolo, non ci stanno pressing, non ci sta una palla recuperata, non ci stanno dribbling. Chiesa passa a Ronaldo che non è marcato gol, ma quale Skytech volete vedere? È incredibile! Perché? Perché Padovan si stava allargando, Pirlo si stava arrabbiando, Pirlo out, no, vediamo lo Skytech. Ma quale Skytech? Ma che avete visto? Maronna mia. Pirlo out, subito. Senza dubbio. Valerio, io te lo dico, non me la godo più per colpa tua. Mi dispiace, amico mio. Mi dispiace. Ingombedente. Vatle. Penso sia Vale. Oggi siamo riusciti a giocare perché Benevento non ci ha mai prestato alto. Di solito è questo che ci fa andare in difficoltà, è lì che bisogna migliorare. Vediamo, Maximal, vediamo se la prossima partita è una squadra che ci attacca più alta. Non mi ricordo se il Sassuolo fa il pressing selvaggio, non mi pare, però di suo sa che vuole tenere il pallino del gioco, quindi la vogliono riconquistare. Sicuramente non pressandoci alto tu hai potuto giocare, ma c'era anche il rischio, come abbiamo fatto in altre partite, di squadre che non ci pressavano alto e noi ce la passavamo tra di noi orizzontali, il ticchi tocchi tacchi ticchi tucchi ticchi tocchi tacchi tacchi ticchi tucchi. Non l'ha fatto ticchi ticchi tucchi tacchi ticchi tucchi. L'hai notato che non l'ha fatto tacchi tucchi ticchi ticchi? Hai visto che siamo stati più verticali? Ticchi tacchi tucchi tucchi tacchi tocchi tocchi ticchi tac. L'hai visto oppure continui a dire che Bakayoko è un palo della luce? Voglio sapere se l'ha detto. Voglio sapere. Perché un giorno pure me lo troverò in video a dover fargli delle domande e litigheremo in diretta e diventiamo virali. Perché io ho un grande rispetto per le professionalità, però devi dire le cose come stanno partita dopo partita. Partita dopo partita. Non perché oramai l'hai detto una volta e devi portarlo avanti. E questo non lo accetto da nessuno. Da nessuno. Partita dopo partita. Basta. Polli Balì, esattamente. Signora lo Skytech, immediatamente, vai. Chi segue i movimenti di Dobotka, quelli dal frigorifero al divano? Chi pensi verrà al posto di Rino a giugno? Amico mio, non lo so. E questa è una domanda che dobbiamo fare a De Laurentiis. Ti faccio solo riflettere su una cosa. Va via Mazzarri, arriva Benitez. Va via Mazzarri, arriva Benitez. Va via Benitez, arriva Sarri. Va via Sarri, arriva Ancelotti. Va via Ancelotti, arriva Gattuso. Chi arriva? Arriva uno grosso come era Benitez e Ancelotti, oppure uno piccolo e quindi si conferma Mazzarri, Sarri, perché Sarri era piccolo, poi si è dimostrato grosso, ma Mazzarri, Sarri, Gattuso, questo è il dubbio vero. Ma se il Napoli arriva quarto è da confermare. Luca, non ci dobbiamo porre il problema perché Gattuso se ne va lui. Se arriva quarto se ne va lui sbattendo la porta e dice va fanculo, tu hai cozza, pescheria e tutto quanto siete... Ho un brutto ricordo, se ne andrà con un brutto ricordo di Napoli, credetemi, perché lui l'ha detto proprio, ha detto io sto bene solamente con i giocatori a Castelvolturno, non sto bene più nell'ambiente in città. Se arriva quarto se ne va sbattendo la porta, se non arriva in Champions se ne va e basta. Quindi non ci dobbiamo nemmeno porre il problema, possiamo già guardare in avanti. C'è possibilità? No, non credo proprio. Ti ho detto 98%. Marocchi ha sottolineato il ritorno di Gulam, ha detto se continua così è il nuovo terzino più forte al mondo. Vabbè, ovviamente. Però quando invece mancava non diceva niente nessuno diceva però ti manca il terzino più forte al mondo. Arriva Guardiola, bravo bravo Francesco. Comunque vada, se ne va. Ciro Barbato, Gattuso ci va a vincere lo scudetto e rimane avanti tutta, non esageriamo, questo non avverrà ovviamente. Per me Bakayoko ha giocato molto bene, non bene, molto bene. E a seguire anche Fabian. Vale, dopo ci suoni il vento d'oro, calabrese, non so di cosa tu stia parlando.
The Golden Wind, non so di cosa, forse mi sfugge in questo momento, non te la posso suonare se non la so, vado in difficoltà. Basta che va via, sbatte o non sbatte, quarto posto no, esatto, guardiamo avanti. Mazzarri, Benitez, Cesare, Angelotto, Gattuso, ci vuole un altro plurale. Ah, tu l'hai vista, la vedi come plurale e singolare. Signora Sigratti, buonasera Lino Mar, sempre Forza Napoli, ma sempre. Se arriva Sarri forse ritorna a Jorginho, saresti contento se avvenisse questo trasferimento? Io vorrei capire da te, Andrea Russo, con quale logica Jorginho lascia lo stipendio con il Chelsea e torna a Napoli a guadagnare di meno, a parte con quale logica Sarri torna a Napoli quando probabilmente viene solo a rovinare la memoria. Torna Sarri, torna pure Jorginho, ma con quale logica? Dove quello che, non sto parlando con te, ma quello che ha fatto uscire questa notizia, ma ci ragiona un attimo e dice no, quello Jorginho vuole guadagnare di meno, sta malissimo a Londra, ha bisogno di tornare a Napoli perché poi non avrebbe altre offerte, Jorginho solo a Napoli e solo con Sarri. Ma cioè questo ti dimostra anche una cosa, la poca fantasia, perché possono uscire delle notizie che sono più o meno vere, ma la fantasia proprio non ce l'abbiamo, siamo solo in grado di fare nomi che ci sono piaciuti in passato e quindi la gente, il tifoso del Napoli che è nostalgico, no, Jorginho, pai, pure a me mi piaceva Jorginho, mi faceva impazzire, uomo spogliatoio, importantissimo per i compagni, il rapporto, ma che logica ha? Che logica ha? Spiegatemi la logica. Io dico, sì, ci può stare, ha una logica nelle sue cose, giustamente, Jorginho a fine carriera, oppure... Ma non ha senso. Non ha proprio senso. La Saudaci, può essere, sì, Saudaci assoluta. Lui vuole stare con Decibel Bellini. Fuck the career, I don't care about the career, I need to go back in Naples. Può essere. Tutto può essere. Fabian quando alza la testa è micidiale, oggi un paio di ottime verticalizzazioni, bravo Pasquale, ed è stato più veloce a farlo, bravo Pasquale. E anche può essere anche che quando alza la testa lui ha visto un movimento di Mertens che si è portato un paio di difensori e quindi si sono liberati più spazi? Chiedo per un amico, può essere, credo che può essere. Crei Mertens alla Fiorentina, ma si pazza pure tu, Nicola, Mertens alla Fiorentina. E che va a fa? E bistecca, che va a fa? Higuain e Sarri di nuovo a Napoli esatto, tutti qua, il ritorno Higuain a 70 anni con una panza tanta, poi facciamo tornare anche Callecon, perché no? Facciamo tornare Albiol, perché non abbiamo fantasia, noi vogliamo il Napoli di Sarri perché conosciamo solo quei giocatori là, non parlo sempre a voi tifosi con Football Manager e company conoscete molti più giocatori dei giornalai che mettono in mezzo, quelli non li conoscono e quindi dicono come li posso intrigare i cosi? Facciamo tornare Hamsik, il tifoso ritwitta. Dai, smettiamo. Quanto vorrei Klopp, ho sempre allenato squadre che non riuscivano più a vincere. Sì, ma Klopp oramai secondo me troppo in alto. Ciao amico ultra simpatico, good vibes, mi sono appena connesso, volevo chiederti chi ha segnato oggi del Napoli, grazie mille, Sergio, Anna, Otta, ti rispondo subito, Luca Leardi, sono stanchissimo ma like messo e ti seguo lo stesso, grande Valerio, grazie Luca, grazie del supporto e per la donazione via PayPal, sì, vatti a riposare, mettimi in sottofondo, va tutto bene, il Napoli ha segnato con Mertens e ha segnato con un casino di assist di Insigne, cerca di intervenire Di Lorenzo dietro Politano, ma c'è l'autogol probabilmente di Letizia e poi non si è capito se Politano l'ha toccata di braccio, di spalle, così tante polemiche che probabilmente ci possono anche essere, da me che l'ho vista mezza volta in reaction, se poi lo rivedo magari posso essere più preciso al riguardo. E Gargano non lo riponete, ma perché no? E Montervino no? Ma chiamiamoli tutti. La questione Sarri Giorgino in controtendenza con ADL ha deciso di ridimensionare il monte ingaggi.
o a tutti ci piace Napoli, capite, l'anno prossimo Messi e Ronaldo vengono qua, 3 milioni di euro al mese, è difficile. Capisci Francesco, capisci? Capite voi altri che leggete Francesco? Facciamo tornare Calaiò. Io credo più Juric, ormai abbiamo giocatori più adatti alla profondità, questo può essere un tema, perché comunque se non vendiamo Lozano, perché Raiola sta spingendo, ovviamente. Hanno confermato il gol di Politano, ok, quindi ho la presa di spalla, di braccio, vediamo un pochino, devo rivederlo. Ignazio Pia e Sosa, Calaiò, ovviamente. Moridiamo, ma sono domande da fare. Che baffo mi sono fatto? Amico, no, è semplicemente un po' più folto forse del solito. È perché si è rotto il rasoio con il fatto di Gattuso, no? Se uso il rasoio sbagliato devo stare un po' attento, ma il baffo è un po' più folto, di solito lo tengo più a bada, ma vedrò un pochino di aggiustare. Buonasera Valerio, per l'anno prossimo mi piacerebbe vedere sulla panchina Spalletti, che è abituato alle piazze infuocate e giornalisti cattivi, o il giovane Nagelsmann? Tra i due preferirei più il giovane Nagelsmann, sinceramente. Spalletti sappiamo che comunque è un allenatore di esperienza, non lo so se la piazza è quella giusta per lui, va valutato quando viene a Napoli, però se devo dire tra i due mi piacerebbe più un profilo nuovo e fresco come quello che citi tu. E benvenuto, perché il tuo nome non lo ricordo spesso, quindi benvenuto, iscrivetevi al canale. Rumori numero 3, attenzione, c'è un altro intervento, mi chiamano dalla regia, facciamo la gara a chi tiene la panza più grossa tra i rumori numero 3, via. Amici Pellini, voi che state guardando questo video dopo, perché magari non eravate live quando questo video andava in onda e ve lo state riguardando dopo tutto quanto fino a questo momento, questo è per voi, siete i miei eroi. Lasciate un like postumo perché ve lo state guardando dopo, e i rumori sono tutti dedicati a che faccio in sta città. I rumori sono per voi, gli spari sopra sono per voi, i rumori sopra sono per voi. Lasciate un commento sotto che quanto pare dopodomani, non lo so, io non voglio dire niente che non sia certo, ma pare che l'intervista, che questo cretino di Valerio Fluido riesca a fare un'intervista a uno che si chiama PDG. No, non lo so, sinceramente io non mi ricordo come mi chiama. Voi ci credete? Ah? Non dico niente perché non lo so, io non lo sento. Voi dovete sapere che quando io mando l'inviato Saverio Solito io non lo sento, è proprio vero, quindi non sento niente, non so cosa ha detto e dovete dirmelo voi nei commenti, non ne ho proprio idea. Gli spari sopra sono per voi, questo è sicuro. Questo è sicuro, no? Dicevo di Gattuso il baffo, al posto di una domanda tattica dicevo una domanda da fare. Ah, ecco, sì Marco, hai ragione, vabbè, ma lì di cosa ci stupiamo più? Non hanno la qualità tecnica di fare domande di un certo tipo. Sto rivedendo Soprano New York. I Sopranos? Fammi sapere. Spalletti, bisogna vedere le situazioni. Non lo so fare l'imitazione di Spalletti, non ci provo nemmeno. Non lo so, salverà. Potrebbe anche essere, sai, potrebbe anche essere un'intuizione. Dobbiamo approfondire. Speriamo di vedere sempre sto Napoli compatto. Quando giochiamo così non concediamo nulla agli avversari, i reparti sembrano più convinti. Sì, Giorgio Mele, assolutamente sì. Clamoroso, Renica al Napoli. Renica lo stanno chiamando spesso nelle trasmissioni. PDG, non so di cosa, veramente non ho idea, Luca, non ho idea di cosa state parlando. Saverio Solito inviato speciale, eri proprio tu, mi sa, era proprio lui. aiuto 350 like per Frankenstein che è il nuovo Yusai, nuovo Frankenstein. Yusai non sia mai. Pasquale Spina, il mio prof di musica ti conosce. Chi è il tuo prof di musica, amico mio? Fammi sapere, perché se lui conosce me è facile che io conosco lui e lo saluto. Non lo so, è Saverio Solito, io non so niente, non lo sento quando va in onda, quindi non lo so.
Ha segnato Milik contro il Lione. Grande giornata, ragazzi. Segnano tutti oggi. Segnano tutti. Non so se hai visto come sta giocando Younes Affangrò. Io sto rosicando pesante. De Bei Gabriele. Benvenuto De Bei Gabriele. Allora, non sto guardando le partite del Francoforte. Ho visto ovviamente gli highlights, ho visto dei bei gol e sto sentendo che sta andando forte, ovviamente. Il ruolo di Vice Insigne, ragazzi, è un ruolo complicato perché non hai quasi mai tanto spazio per importi. Younes non era male, bisogna dire la verità, non era un ass. Younes è molto più forte di un ass, è molto più sul pezzo, è molto più, c'ha il dribbling meglio, un ass si prende delle pause pazzesche. Poi Younes quando c'è da tirare forte tira anche forte, non tira per forza solo a giro, però è proprio identico a Insigne, nel senso che è piccolino, c'ha il dribbling, c'ha più dribbling forse di Insigne, però quando c'è Insigne e Younes tutti gli allenatori fanno giocare Insigne, un po' perché è il capitano, un po' perché ti fa la fase difensiva. È complicato essere il Vice Insigne, ragazzi, ecco perché poi il Napoli decide di tenere come Vice Insigne Lozano che si sposta sul suo lato e quindi Politano che gioca. Se non hai il Vice Insigne fai giocare di più questi tre che comunque giocano bene e sono all'altezza di giocare titolari nel Napoli, li alterni bene. Politano c'ha tanto minutaggio pur essendo non il titolare della fascia, e poi potevi alternare un Elmas, potevi alternare uno Zielinski in caso di emergenza e di difficoltà. Sono quelle scelte che purtroppo una società deve fare, capisco, però non c'è potuto manco tutto quanto. Manco tenere tutti quanti. Allora, altro che Petagni, sì, ma diversissimi, amico mio, diversissimi. Younes non è una prima punta. Younes è in prestito. PDG, meme Jeff Goldblum, quel figlio di... No, non so niente ancora, veramente. Io per avere PDG metterei like già da ora. Sì, probabilmente se arrivano i like arriva prima, perché io poi, ma non so di cosa state parlando, veramente, non lo so. Perché poi si viene meno un imprevisto, perché capitano gli imprevisti, faccio brutta figura, faccio i debiti con la bocca. Le cose mi sa andante. Ah sì? Ben, buon per lui. Mertens se mi sa DJ, invece ho visto. Mentre ragazzi, Roma-Milan, anzi, ancora sull'1-2, siamo all'81esimo. È entrato Pedro al posto di Majoral, Diawara al posto di Veretù ed El Shaarawy, magari Elsha da anche ex, che ne sai? Che ne sai? Elmas impalpabile mentalmente da dopo Napoli-Parma. Sì, Andrea, Elmas, vabbè, oggi è entrato per fare quello che doveva fare e l'ha fatto anche bene. Si è messo a rincorrere da solo tutti gli avversari e ha chiuso bene alcune linee di passaggio, doveva fare quello. Mertens gli ha dato la carica e Gattuso ha detto bravo Elmas, grande Elmas, si dice proprio grande Elif, per dare non solo quella cosa, ma dargli anche lo stimolo per continuare a correre e dare quello sforzo finale. Ma Bobot cadrà da stare tutto il tempo, cioè, perché capisco tutto, ma un attimo solo, ecco. Iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Iscrivetevi al canale. Difficile da piazzare in campo, sì, perché a tutti gli effetti probabilmente rende di più da mezzala, da trequartista nella sua nazionale va bene, però è nato cioè in nazionale non è la Serie A, non è, hai altri giocatori, magari sei nazionale più scarsa, quindi esci tu di più, ti prendi più responsabilità, ma giustamente ci ricordano anche che ha 20 anni e può ancora crescere, non dobbiamo aspettarci tanta continuità da Elmas, ci deve fare intravedere delle cose buone e ce le ha fatte intravedere. Nel caso in cui arrivasse Zaccagni, che gioca bene o male nello stesso ruolo di Insigne, avrebbe spazio visto le tue considerazioni del precedente Younes Vice Insigne? Ottima domanda, Paolo. Ottima domanda. Quello che ti posso rispondere è che Zaccagni, che in questo momento nel Verona sta giocando in quella zona là più o meno, secondo me è in grado anche di fare il sottopunta.
secondo me è in grado anche di fare il sottopunta nella zona di Zielinski, far rifiatare Mertens, eccetera, eccetera. Se invece lo prendi solo come vice Insigne, finisce che gioca poco. Se invece lo prendi e vendi Insigne, attenzione che cosa ho detto. Attenzione che cosa ho detto. La lascio lì. Miracolo di Donnarumma, vedi l'importanza dei portieri. L'importanza dei portieri. Bobotta, ti voglio adottare, grande Francesco. Vale, secondo te Osimhen fa come Lozano, cioè fa la prima stagione brutta, la seconda esplode? Sicuramente un anno, magari anche meno, ma Osimhen ha giocato pochissime partite, però un periodo di non tanto di ambientamento. Lozano ha avuto anche un problema di ambientamento, è entrato in uno spogliatoio spaccato, senza voglia, lo spogliatoio era senza voglia. Osimhen deve un po' prendere confidenza con i difensori italiani, capire insomma anche le distanze che deve prendere, molto spesso per anticipare va in fuorigioco, però io veramente c'ho il giudizio bloccato su di lui. È stato votato miglior attaccante nigeriano ultimamente, non è che ce ne siano tantissimi, però comunque il talento ce l'ha e c'ha potenzialità fisiche straordinarie. Se lui continua a crescere, ci lavorano bene, il prossimo allenatore, se lui prende spunto da Mertens, ragazzi, l'abbiamo detto a inizio stagione, Mertens deve fare da chioccia ad Osimhen, deve insegnargli dei movimenti, Petagna gli può insegnare gli altri movimenti che Osimhen non ha. Se Osimhen è un ragazzo umile che ha voglia di imparare e ascolta i compagni più esperti, può diventare anche più forte di quello che è adesso. Non mi aspetto un Lukaku, perché ci vuole tempo, ci vuole struttura fisica e anche attitudine per fare un certo tipo di gioco, però mi aspetto una decina di gol con tanti altri gol da far fare ai suoi compagni che si inseriscono. Se viene però né domani né lunedì, se no non ti posso vedere ma non so di cosa state parlando, veramente, non ne ho proprio idea. Anche a me mancano i commenti dei nostri amici bellini messicani. Dove stanno? Perché giustamente senza Lozano no parti, non vengono, anche se alcuni continuano a seguire. Bobotta nuovo DS del Napoli. Ti giuro Vale, quando vedi i tuoi video e le tue live sono felicissimo perché tifi Napoli come me e poi perché approfondisci tanto. Lo so Marco, io faccio il possibile. Di base sono tifoso appassionato pazzo, completamente pazzo, nel senso che se il Napoli perde sto male tutta la giornata, sto male a guardare le trasmissioni. Però grazie a voi community io la sto prendendo anche meglio, perché invece di incazzarmi e rimuginare da solo e dico ma perché non ha fatto sto fatto, io almeno ne parlo con voi, mi confronto, poi chiedo agli addetti ai lavori, vediamo che ne pensate, i commenti, le cose, mi diverto di più. Ma Mertens uomo squadra ne vogliamo parlare? Straordinario assolutamente, amico mio, straordinario. Secondo te al ritorno di Ospina le cose cambieranno a Porta? Emilio, non lo so, non sono veramente 50 e 50%, non ho proprio idea se Gattuso è stato contento di questo Meret che ha visto e quindi lo può confermare, se ha voglia di confermarlo. Sarà un'altra delle cose che diranno Ospina in porto, Gattuso out, oppure Ospina è tornato disponibile, non l'hai fatto giocare, Gattuso out. È una di quelle cose dove quello che fai sbagli, non c'è proprio dubbio. Petagna e Bobotta gli insegnano come si mangia un panino. No, Petagna no, però Bobotta sì, un po' il culo importante, Teresa, ma Petagna è tutto grosso. Però se vai a vedere, anzi è anche un bel vedere, non so se tu apprezzi la cosa anche da amica bellina, Petagna postò una fotografia dove tanta roba fisicamente, tanta roba. Bobotta e Higuain acclamati da fast food dei napoletani. Luigi Pirillo, al momento l'unica cosa buona che può fare Elmas è la Macedonia. Luigi Pirillo, tu non a caso sei vincitore di commenti memorabellini. Vedi, perché anche questo non è niente male, sei forte. Osimhen corre con un piede ruotato, speriamo che si impegni a sistemare questo difetto posturale, speriamo che l'infortunio poi al braccio non abbia accentuato questo problema che notavo. Guarda Francesco, non so di cosa state parlando, non ne ho proprio idea. L'esultanza di Ciro la chiamerò la Tommy's Dance, esattamente.
Oramai quando il Napoli perde mi rassegno, ma quando ci illudono con queste vittorie ci sto molto male. Spero che questa partita sia una certezza. The Sweepers è ancora lunga, ci devono dare conferme. Bobot che Raiola non riescono ad abbracciarsi. Vale, ma Roberto Insigne come lo vedresti al Napoli? Roberto è la piccola fotocopietta di Lorenzo, però al contrario, dall'altra parte, col mancino invece che col destro. Insigne è più forte, però. Roberto Insigne in una squadra piccolina come il Benevento non è sempre titolare, quindi gli voglio bene, insomma, mi fa piacere se fa bene, però secondo me serve di più per sfondare in una squadra grossa come il Napoli. Domani torno al lavoro, vacanze finite, Gattuso out. Secondo me Gattuso avrebbe sempre ricevuto questi Gattuso out perché l'80% di chi commenta sotto i social sono dei frustrati. Amico, il social è una cosa e si dice la qualunque, figurati, è anche complicato leggerli. Poi quando l'ambiente viene influenzato poi dal giornalismo è un pochino più profondo il problema. Insigne con i cambi di gioco è stato determinante, per me rimane uno dei migliori giocatori offensivi italiani, non lo lascerei andare per nessun motivo. Cas, mi fa piacere che hai notato questa cosa dei cambi di gioco perché stanno scritti qua, vedi? Sta scritto qua sul tacchino, ho scritto Fabian ok, le cose buone che faceva Fabian all'inizio, un errore di Baca l'ho sottolineato, un passaggio sbagliato che però poi perde Zielinski che non stava posizionato benissimo, l'ho chiamato errore di Bakayoko, dopodiché non ne ha sbagliata uno. Mertens bene, tanti cambi di gioco, leggete qua, tanti cambi di gioco, Insigne, Fabian e Bakayoko che cambiavano da una parte all'altra così il Benevento correva a vuoto. Alti nel recupero palla, difesa alta, coraggio, il coraggio che non hai con Mario Rui. Zielinski, il gol annullato, un peccato, ricordiamoci anche il gol annullato a Zielinski, una parata di Meret dopo il gol annullato di Zielinski, dopodiché nel secondo tempo di meno, ma c'è stato Insigne, l'assist per così, K2 a porta vuota, su cross di Gulam da calcio d'angolo, K2 a porta vuota, XG Altini. Ma Gio Pellecchia non parla più, non lo so amico mio, lo potremmo intervistare, potremmo chiederglielo, sai Gio Pellecchia, ma come hai visto il Napoli? No, è partito l'altro spottino e allora vuol dire che parte lo spottino. Bere latte, caffè, una cioccolata calda è molto più bello, direi, se lo fai con una tazza Caffè Napoli 1926. Come hai visto la partita? Proprio niente, non dici niente. Ma ti è piaciuto, non ti è piaciuto? Era il Benevento, non abbiamo fatto niente di che. Vabbè, allora niente da fare. Niente da fare. Ragazzi, la partita è quasi finita. No, fatemi sapere perché secondo me ci siamo quasi. Il Milan si rifà sotto. Sarebbe interessante perché non vuole farli scappare quelli del... Vedi un pochino, vedi un po'. 12 like, qualcuno tiene 12 like così a disposizione da una parte dentro al taschino, no? Bicarbonavo, mannaggia miseria. Amore! Pierpaolo Tricheco, per esempio, hai lasciato il like. Chiedo proprio a te specifico perché il Tricheco Pierpaolo è un nome nuovo. Vai. Chi lo ferma Ciccio Caputo? Domanda seria. Guarda, Nando, il Koulibaly visto oggi meglio che non gioca rispetto a che gioca, perché Koulibaly magari lo ferma una volta, poi se ne va un'altra parte, fa fallo. Magari, capito, se lo stringiamo in mezzo alla morsa tra Maksimovic e il buon Rachmani, perché no? Puoi chiedere a PG sarebbe 7 non so di cosa state parlando, ragazzi, veramente. Signore, il terzino sinistro che la prende di testa sul rilancio del portiere. Signora!
Concetta, tu l'hai visto perché Concetta a un certo punto mi ha detto wow, ma nemmeno cioè, Mario Ruiz in quella maniera no, Concetta mia cara, e Gulam, per questo questa è la differenza. Beh, io ho visto un buon Napoli, ma sono curioso di vedere contro il Sassuolo. Parola di Joe, è questo che pensa che Joe, e sono curioso anche io, assolutamente. 91esimo, grazie Paolo. Charles Bukowski, meno 2 minuti ed è finita. Benissimo, sono un po' in ritardo con con i messaggi. Ops, mi ero dimenticato il like. Capita, Francesco, capita, non è colpa tua. Non è colpa tua, è solo una questione che alle volte anche io mi sono visto delle like, tutta la live così, che stavo bello interessante, sono degli spunti interessanti, e mi sono dimenticato di mettere il like. Ecco perché io ve lo ricordo giusto per ricordarlo, magari qualcuno si è dimenticato, controlla, dice lo metto e lo metto un attimo, alla grande. Buonasera con like incorporato, vedi? Alla grandissima. E poi si scrive che Boicott fa i corsi di twerking con quel culo importante. Ma Gio Pelecchio non dovrebbe dire ogni tanto che ha fatto il classico e fare qualche citazione? Non doveva prendere questa piega qua, errore mio su Gio Pelecchio, non doveva prendere questa citazione qua. Il Sassuolo è comunque da 20 febbraio che non gioca, a riposo enorme. Sì, Domenico, questo è vero, speriamo bene, non vorrei che poi diventi l'alibi e il leitmotiv della partita, perché si può pure vincere, anche se sono più riposati, dobbiamo levarci i paccheri da faccia dell'andata. Capisco, tu hai 3 giorni per prepararla, loro hanno avuto tutta la settimana, 10 giorni. Lo so, avete ragione, hanno ragione tutti, sia quelli che lo sottolineano, sia quelli che dicono non mi interessa proprio, voglio vincere. Avete ragione tutti in questo caso. Buonasera Sergio. 351, ma bravi. Il Sassuolo comunque è dal 20 febbraio che non gioca. Sì, questa l'ho letta già. Manolas credo sia ancora infortunato, penso metà marzo, non sono sicuro però. Smile. Chi ha dimenticato il like? Chiede. Osimhen giocherà? Secondo me sì. Secondo me Osimhen sì. Vale, ma solo io vedo sempre il Napoli che fa o partite bellissime o partite bruttissime. E poi un'altra cosa, ma com'è possibile che uno KK faccia quell'errore banalissimo da Lega Pro? Pier, su partite bellissime o bruttissime c'è una via di mezzo che è importante che tu vedi, e io cerco di spiegarvela non tanto nelle reaction ma negli approfondimenti che faccio il giorno dopo la partita alle 9 del mattino. Se non sei iscritto sei completamente pazzo, ma credo che tu sia iscritto. Lì cerco di spiegare che la partita non è stata mai bellissima al 100%, ma mai bruttissima al 100%. Ci sono delle cose che funzionano meglio di altre, e così. L'errore KK lo fa perché, ragazzi, ovviamente non è un giocatore da Lega Pro, è un errore da Lega Pro, capisco, e il problema è mentale. Quando un giocatore con quelle caratteristiche tecniche e fisiche fa un errore così, vuol dire che con la testa non ci sta, è distratto, sta pensando alle offerte che stanno arrivando, sta pensando ad altro, non gli va di pensare al Napoli, non lo so. A Napoli lui sta bene, però se sente che il Bayern gli fa un'offerta, probabilmente ci pensa. 364, non mi piace questo numero, riusciamo ad arrivare a 400 like, che è un numero più bello, chiede Giuseppe Vespero. Accontentate l'amico Giuseppe Vespero. Si vola 364 dai 400, grandi ragazzi, road to 400, già 360, sentiamo, vedi? Torna il rigore e torna a vincere il Milan. Il tema. Cosa ne pensi del Napoli di questo pomeriggio? Riusciremo ad avere continuità? Amico mio, lo spero tanto. Il Sassuolo non è il Benevento, però il Napoli, se fa il Napoli, può batterlo il Sassuolo. Andy, vedo troppa euforia per una sola partita, non abbiamo fatto niente, le prove vere devono venire, Benevento poca roba. E non avevo dubbio, amico mio, che tu la prendevi così. Ovviamente non avevamo nessun dubbio. Ci sono due tipi di tifosi, quelli che quando il Napoli vince l'avversario è scarso, e quando il Napoli perde è colpa del Napoli, non è mai merito dell'avversario. Tu sei uno di quelli e non c'è niente da fare con te. Gulam e Rachmani senza tutti questi infortunati non avrebbero mai giocato, e questo dimostra come Gattuso sia un allenatore mediocre. Mauro, non sono d'accordo con te.
Rachmani non c'era su Rachmani non c'è bisogno di farlo giocare. Io su una partita ti do ragione, la partita col Crotone potevi far riposare Koulibaly, ma quando Koulibaly e Rachmani e Manolas giocano bene, io non sento la fretta di far giocare Rachmani, perché poi entra Rachmani contro l'Udinese, fa quella cappellata, il Napoli rischia di perdere con l'Udinese. Capisci? Allora magari tu dici, magari ne perdevamo un'altra con Rachmani prima. Purtroppo non possiamo tornare con il senno del poi a dire doveva giocare prima perché era meglio di Maksimovic e di Manolas. Non lo sappiamo. Su Ghoulam è impossibile che Gattuso sceglie di non farlo giocare perché preferisce Mario Rui. Su Ghoulam è una situazione più profonda che dobbiamo approfondire, perché tra Rachmani, Manolas, Maksimovic più o meno stiamo là. Tra Ghoulam e Mario Rui la differenza è assoluta, quindi non si può scegliere Mario Rui al posto di Ghoulam, non si può scegliere. Domenico, Valerio, quando tornano Manolas e Lozano sai qualcosa? Comunque messo il like, grazie Domenico. Lozano io sapevo metà marzo, credo anche Manolas, però non ho sentito notizie su Manolas, aspetto approfondimenti al riguardo. Credo che un allenatore intelligente avrebbe sostituito KK per evitare il doppio giallo, visto che stava andando a farfalle e già ne aveva evitato uno. Su questo sono d'accordo, però per me la priorità, cioè KK con la sua statura morale, tecnica e di esperienza deve saperlo che anche se vai a farfalle, il fallo nell'aria davanti, così che c'erano 5.000 metri di campo, non può mai fare quel fallo. Poi lo ha rischiato anche prima, e su questo ti do ragione, perché lo ha rischiato subito dopo il primo giallo, quindi stava a farfalle. Ma per me il cambio che andava fatto era per far riposare gli elementi cardine, perché si deve giocare subito, mentre tu ce l'hai Maksimovic a disposizione, ce l'hai Rachmani e quindi potevi giostrarti i tre. Luca Delise, oggi nella prestazione Koulibaly, e la rima non la finiamo perché si capisce, non c'è bisogno, ovviamente, ne stiamo parlando. Fa male quando il giocatore più bravo che hai si comporta così, perché vuol dire che non ci sta con la testa. Che bello vedere un terzino che fa in terzino e un attaccante che fa l'attaccante. Mariana, hai ragione. Emanuele Nasti, buonasera. Koulibaly va farfallo. Serissimo commento memorabellino. Va a farfalle, ma va a farfallo. Cioè non poteva esserci un gioco di parole più perfetto di questo. Straordinario. Bella prestazione, bella prestazione. Quindi tu dicevi la squadra in generale, bella prestazione, Koulibaly. Quindi ok. Sì, no, la squadra ha giocato bene, non c'è dubbio. La differenza tra Mario Rui e Ghoulam è come tra Micio e Cavani, più o meno stiamo là, amico mio, più o meno stiamo là, si può dire. Col Sassuolo sono troppo importanti Fabian e Baca, io faccio giocare Mertens sempre, scelgo quello che deve riposare di più e faccio giocare Demme. Ho detto Mertens, intendo Demme. Just Sniper, buonasera. Se torna Sarri mi stuzzica, ma perché ama pensare a sto Sarri? Basta. Potremmo pensare a qualcosa di nuovo, always Sarri e basta. Sarri non me merda, posso dire, Sarri non me merda, non lo rivoglio. Se voi mi date la certezza assoluta che con Sarri rivediamo quel gioco là che avevamo con Albiol, con Jorginho, con Allan, con Hamsik, con Ghoulam in ottima forma, con Mertens in ottima forma, con Callecon e Reina, se voi mi date la certezza che il Napoli con Sarri prende giocatori di 20 anni e ci imponiamo su tutti i campi e facciamo 91 punti, io mi do un pizzico sulla panza e dico vabbè, non fa niente, facciamo finta che non è successo niente, che non sei andato via per paura di non poterti ripetere, perché sei andato al Chelsea perché sapevi che non potevi ripeterti e quindi hai ritenuto questo gruppo a fine ciclo, poi sei andato alla Juventus e ti sei rimangiato tutto quello che hai detto che non è vero, io intendevo le maglie a strisce, intendevo il Milan, ero all'Empoli, non è vero, proprio bugie, proprio bugiardo, proprio il contrario dell'amore, del calcio collettivo, della gioia collettiva. No, lui attaccava la Juventus e si è fatto portavoce a difesa
della città perché il suo obiettivo era personale e vincere, e il suo obiettivo è personale quando non mette Maggio, nonostante i punti non contano più niente, lui deve fare il punto in più perché deve fare il record per se stesso, e non dai lo sfizio a Maggio di farsi un giro di campo. È un uomo di merda, non ce la faccio. Non ce la faccio a passarci sopra. Se poi voi mi dite, non ti preoccupare, con Sarri qualsiasi giocatore gli dai, rivediamo il sarrismo. Col Chelsea non ho visto sarrismo, con la Juventus non ho visto sarrismo, e sono giocatori più forti di quelli che avremo noi l'anno prossimo, sia al Chelsea che alla Juve. Quindi io tutto questo entusiasmo per il ritorno di Sarri non ce l'ho. Il fatto che siamo così facili a dimenticarci le persone che ce lo mettono in quel posto nel di dietro è subito sì, Sarri dove sei? Sì, vieni, torna. No, mi dispiace, non ce la faccio. Sarri, Higuain possono accogliere le pumarole. No, ho fatto lo sfogo, non volevo nemmeno farlo. Ciao Vale, mi saluti, mi chiamo Christian, oggi grande Napoli, io, lei e Aisha e Christian, benvenuto. Meno 5 ai 400, dai ragazzi che adesso è partito il dissing, mi dispiace. Rivoglio Varricchio e Berrettoni, ragazzi questo è il momento in cui i nuovi arrivati, visto che è finita la partita, perché lo so che stavate guardando la partita e ci sta, a noi piace il calcio, noi non guardiamo solo il Napoli, noi guardiamo tutte le partite e ci interessava capire se il Milan era in condizione di comunque vincere la Roma, il pareggio, la Roma in casa ha perso la Roma, fatemi vedere un pochino, perché la Roma stecca i big match fondamentalmente, perché è brava con le piccole ma poi anche questo scontro diretto lo ha steccato, e in questo momento ci troviamo a un punticino dalla Roma, sempre a 3 punti però dall'Atalanta, che ha affiancato la Juventus, e dobbiamo recuperare sta partita con la Juventus, ragazzi. E come è complicato, mamma mia, come è complicata questa classifica che non dovremmo proprio vedere, ma voi dovreste lasciare il like. Lo so che eravate a guardare, se eri tu, sto parlando con te, mi vedi? Se eri a guardare la partita del Milan, della Roma, e capire insomma se c'erano delle cose, lascia il like in questo momento, vai. 400, lo sapevo che eravate tutti di là. Vale, la penso in pieno come te in ogni dettaglio. Luigi, sono contento di non essere da solo, però ovviamente sui social, soprattutto quando Gattuso va male, perché Gattuso è andato male in molte partite, è ovvio che diventa più rumoroso quello che rivuole Sarri piuttosto che quello che dice guardiamo avanti, perché il guardare avanti è un'incognita. Allora tu dici ci può andare meglio come ci può andare peggio. Faccio un esempio: la Fiorentina licenzia Iachini e prende Prandelli, stanno andando così tanto meglio di prima? Non lo so. Il Genoa per esempio risolve la situazione con Ballardini, ok, però comunque oggi non sono scesi manco in campo, voglio dire, hanno risolto il problema di classifica, adesso ricominciano a non giocare. Il Torino con Nicola, oppure il Parma che sceglie Liverani, poi torna da Tavers, insomma non lo sai mai se vai a migliorare. Ma il ritorno al passato, a me in generale, io voglio avere qualcosa di nuovo anche da youtuber, se mi permettete. Da youtuber voglio imparare nuovi sistemi di gioco, voglio vedere nuovi allenatori, come si comportano con la stampa. Credetemi. Puoi abbonarti al canale per avere badge, emoji speciali, entrare nel gruppo. Interessante, io ci penserei. Gli amici bellini che diventano bellissimi. Marco Libonati, oggi hanno fatto turnover per il derby contro la Samp. Chi? Ah, il Genoa. Ah, sì, certo. Certo. Apostrofò pure Mancini, quanto mi vergognai quella volta. Un pochino mi faceva ridere all'epoca, perché comunque eravamo tutti uniti insieme a lui, che lui diceva, faceva, però ha fatto uscite anche veramente infelici. Voglio guardare avanti, sinceramente. Voglio guardare avanti. Allora, riprendiamo altri messaggi perché adesso siete più veloci e più svelti e lo capisco. Vincenzo Limardi, concordo con Sarri, grande. Abbiamo detto, non avrebbe neanche gli uomini funzionali, oltretutto questo pure sarà da vedere, perché se tu c'hai Lozano, Simen, ma questo palleggio come lo fai? Devi comunque cambiare completamente, a meno che non ricominci tutto da capo. Quindi ragazzi, certi discorsi sono proprio strani, capito? Sentire che tu con i velocisti che hai vuoi palleggiare alla De Zerbi.
A me mi risulta strano, a meno che De Laurentiis non sia completamente in confusione e quindi faccia telefonate a caso, ma io devo vedere una linea coerente sia di giocatori che di proposta di gioco. E cosa dire dell'intervista ad Orsato? Fammi vedere cosa dire dell'intervista ad Orsato. Sta qua, sta là. È stato già detto, sì, è stato detto assolutamente. Fammi vedere se me lo dicono anche in privato, perché può essere che me lo dicono in privato. Sì, tranquillamente. Mattman, buonasera. Allora ragazzi, adesso state rimpinguando perché vi veto, Mammaro Carmelo, Concetta, mi porti un poco d'acqua perché stanno volando parole in curva, come dice Bepi. Sì, subito, l'acqua è tutto a posto. Grazie Concetta, perché quando mai? Sono a tua completa disposizione. Sono un ottimo ventriloquo. Fatemi bere. Perché è importante bere e mi rendo conto che state venendo dopo la partita del Milan e ci sta. Se non siete iscritti al canale siete completamente pazzi, ma poi si sono dimenticati dei problemi tecnici che c'erano. Le squadre contro di noi oramai lo sapevano come affrontare, mettevano l'uomo addosso a Jorginho e si chiudevano in difesa. Pepo, bravo, memoria storica, pullman incredibili, pullman che molto spesso riuscivamo a scardinare, ma in alcune partite no. Ricordiamo i 0-0 col Chievo, ricordiamo alcune contropiedi fulminanti che ci hanno fatto perdere punti. Se vincevamo tutte le partite, ragazzi, tutto a posto, avevamo vinto lo scudetto nonostante questo signore qua, l'avremmo vinto lo stesso, nonostante questo. Se fa chiamare a caso va a finire che chiama pure avventura, non sia mai Yusai, non sia mai Massimo, non sia mai. Checca, smile anche io, anche questo sogno sarebbe possibile, speriamo. Non so di quale sogno, ma Poncetta, non lo so, un po' ci devo ancora ragionare su questo, non ho idea. Ma quali velocisti? Gli unici sono Lozano e Osimhen, di cui il primo ha dato garanzie finora. Solo il primo ha dato garanzie. Anche l'anno prossimo incentriamo tutto l'attacco su una scommessa. Fabio, ma secondo te Osimhen lo buttiamo? Cioè, 70 milioni e non ci è piaciuto adesso, la scommessa non l'abbiamo vinta. L'anno prossimo si deve puntare proprio per capire. E sono gli unici due, sì, ma sono due che fanno tutto il tipo dell'attacco. Perché se punti su Lozano e Osimhen, che sono vicini, che poi funzionavano benissimo, io secondo me si ricomincia da quello, almeno come concetto. Poi se il nuovo allenatore arriva e dice no, io devo palleggiare, a me il contropiede, il lancio verticale non lo faccio, io devo palleggiare assolutamente, ed è un integralista, si faranno delle scelte. Lozano magari verrà venduto, Raiola eccetera eccetera, e si tiene solo Osimhen. Questo non lo so, ma bisogna tenerlo in considerazione. La Roma continua a non vincere contro le big, ma ho molta paura per la partita contro il Napoli. Non hai mica torto, Riccardo. Una la deve vincere e si viene a prendere la rivincita con noi. Mamma mia. La cosa che caratterizza Juric è che comunque vada la situazione riesce a gestire la squadra anche senza i giocatori principali. Infatti a me Juric piace per questo, perché gli hanno tolto tanti giocatori importanti l'anno scorso e comunque ha mantenuto la sua identità. Valio sto e sono sempre stato con Gattuso, senza di lui perdiamo tutto. Compattezza del gruppo, il sorriso, ricominciare significherebbe mandare via tutti i top players, mancano solo i giocatori. Che i giocatori stanno con Gattuso, questo senza dubbio, per questo lui sta bene a Castelvolturno. E ti dico la verità, indiscrezioni, intuizioni, uccellini che mi dicono delle cose, a me mi sa che Gattuso non se n'è andato proprio perché i giocatori gli hanno detto: mister, noi lottiamo per te, ci teniamo a te, stiamo bene con te. E Gattuso, che il rapporto con i calciatori lo crea, secondo me e secondo anche qualche uccellino, ha detto: io me ne potrei andare, ma non voglio abbandonare la nave con i miei giocatori dentro adesso, perché se ne poteva andare con la vittoria con la Juve, credetemi, vittoria con la Juve, se ne andava e sbatteva la porta, dimissioni, e lì il Napoli doveva chiamare il primo che trovava.
Quindi secondo me il rapporto tra Gattuso e la squadra è buono, poi l'anno prossimo però è un altro paio di maniche. È un altro paio di maniche. Io trovo che Zielinski sia troppo forte. In più ho visto di sfuggire il suo gol annullato e non ho capito il perché. Infine penso che uno con la sua tecnica in squadra ci sia. Tecnica in squadra non ci sia, esatto, che non c'è uno con la sua tecnica. Allora sono d'accordissimo con te, è pazzesco Zielinski, è pazzesco il modo in cui tocca il pallone, il modo in cui si gira, il primo tocco è sempre già un dribbling. Il gol purtroppo viene annullato perché hanno considerato Insigne sulla linea di visuale del portiere e quindi è come se ostacolasse la parata del portiere, ma secondo me non ci arrivava mai e quindi considerano Insigne in fuorigioco per quello, perché è influente nel senso che dà fastidio al portiere. Ci sono stati sia gol annullati per questo, sia gol invece dati con situazioni molto simili. Però gamba fa, peccato perché è stato un gol bellissimo. Vale, ma perché ci hanno annullato? Esatto, l'ho appena detto. Non fate innervosire Valerio parlando di Sarri. Mi raccomando, gli spaghetti. Ma io poi lo sai perché? Scusa, salverà, poi ti recupero. Sai perché, Polli, io mi arrabbio? Proprio perché l'ho voluto bene. È proprio parlare, è un nervo scoperto, è proprio una ex che ti ha fatto le corna, era un amore pazzesco, dove stavamo quasi spaccando tutto, stavamo per esultare, capito? Alla fine di tutto, la conquista del palazzo contro la Juventus, contro le avversità, contro tantissimi episodi dubbi arbitrali che vanno al di là di Orsato, ma completamente al di là, perché ce ne sono tantissimi che Gerardo Marino ha fatto i dossier e io non me li ricordo perché mi scoccio di ricordarmeli, ma ci sono tantissimi. Noi ci ricordiamo Pjanic, ma ce ne sono tantissimi. Il fallo di mano di Bernardeschi contro il Cagliari, per dire quello più evidente, ma ce ne sono tantissimi pazzeschi. Avevamo vinto e quindi avevamo vinto con la ragazza che adori, con un gioco spettacolare, avevamo fatto innamorare tutta l'Europa con un gioco pazzesco. Dopodiché, sai che ti dico, amore? Io me ne vado, non c'ho voglia. Ma amore, ma ci sposiamo? No, e non sono sicuro che poi tu mantieni questo arredamento e se poi viene uno e ti offre una cosa di soldi per quella poltrona che mi piace tantissimo e tu la vendi perché sei in difficoltà economica, no, preferisco di no, vado a Londra, me ne vado a Londra, devo ritrovare me stessa. Così ha fatto Sarri, proprio perché poi sapeva che 91 punti non li faceva mai più, sapeva che il ciclo era alla fine perché li ha spremuti e se ne è chiuso, come Ivan Elenes, se ne è chiuso. Poi va la Juve, dice quello che fa e io sto male. Sto troppo male. Il rigore di Bonucci su Lucas Leiva, ma insomma sono tantissimi. Buonasera, segnale di ripresa, si fa rima con difesa. Rachmani comincio a vederlo consapevole del momento, onestamente ho l'impressione da diverse settimane la testa oltre Manica oppure oltre Alpe di K2. E Elpidio, tu l'avevi detto nell'ultima partita, noi l'avevamo sottolineato, oggi l'ulteriore conferma che sta distrattuccio, perché fare quel fallo quando sei già ammonito ed averlo rischiato l'altra ammonizione poco prima, veramente non ci siamo. No Sarri traditore, Juric a vita. Vale, eravamo 40.000 allo stadio a fischiarlo, abbiamo mandato a quel paese, ha detto di tutto e adesso la gente lo rivuole. È stranissimo Sarracino, è stranissimo. Io poi ti ricordi quando venne, forse non ti ricordi perché eravamo in pochi sul canale, io feci la cosa, voglio il minuto di silenzio quando entra Sarri, non ce lo dobbiamo cacare proprio, perché Sarri dicano se mi applaudono è un atto d'amore, se mi fischiano, fa pure la pausa, lui teatrale perché se l'era preparato, non sei spontaneo, sei un teatrante, se mi fischiano è un atto d'amore anche quello, e noi non dovevamo cacarlo proprio, nemmeno i fischi. La mia proposta era 71 secondi di silenzio perché è un merdaiuolo, è proprio il 71, è il merdaiuolo. Sapete come viene nella smorfia? Momento smorfia, Rita, prendi Polli, Fabio, prendete subito momento smorfia, hashtag smorfia. Sapete il 71 perché il merdaiuolo all'epoca era un mestiere, il merdaiuolo era quello che andava
fuori ai teatri dove andavano i signori dei signori, e andavano a raccogliere la merda dei cavalli che portavano le carrozze dei signori che andavano a teatro. Loro raccoglievano la merda per fare poi concime per i loro raccolti. Il merdaiuolo cosa fa? Il merdaiuolo raccoglie la merda, perché poi è una cosa, il concime è una cosa nobilissima, ma poi non sapevano i signori che andavano a comprare prodotti fatti con gli escrementi dei loro stessi cavalli, e quindi è una persona, insomma, che trae vantaggio quando può, che fa di tutto così. Alla fine ti inganna anche, perché tu pensi, questo è un pomodoro che hai cresciuto con acqua, amore, sole, eccetera eccetera, invece no, ci si va a merdere i cavalli stesso tuoi, eccetera eccetera. Il merdaiuolo. E il merdaiuolo, si dice nella smorfia, è una persona di cui non ti puoi fidare, perché farebbe di tutto pur di mettertelo a quel servizio, di raggirarti, di fare delle cose così. È proprio il merdaiuolo. È un bellissimo video quello che feci su Sarri, che faccio, lo potete andare a trovare, sta ancora sul canale. Faccio la reazione live alla conferenza di Sarri, la prima conferenza alla Juventus. È un video vecchio, stavo ancora ragionando sul green screen, però a un certo punto alla fine c'è la definizione del merdaiuolo, che non è nemmeno una brutta parola. Questo lo dico per Tony Med, no? Lo sapevo che lo dicevi, hai ragione, ma il merdaiuolo, se lo dici con questa cosa, con la spiegazione del mestiere, non è un dire brutte parole, non è così. Sto spiegando un mestiere, cercate di capire. La smorfia merda è così. Lupo Tartaruga, cosa ne pensi del palo della luce? Esatto. Lupo, è un buon prestito. Non buon acquisto, non pessimo acquisto, è un buon prestito. Tu lo valuti e decidi se poi vuoi fare un'offerta o meno. Per me è stata una scelta specifica di Gattuso, richiesta specifica in prestito, quindi non è nemmeno che Gattuso adesso ti ha fatto prendere questo giocatore inutile e ti resta sul gruppo. È un prestito secco. Va benissimo. Serviva fisicità, perché lui aveva deciso insieme con la società: signori, vi faccio giocare Mertens e Osimhen insieme, il vostro acquisto più costoso e il vostro recordman di gol, ve li faccio giocare insieme, ma credo che mi serve un po' più di fisicità a centrocampo, perché solo con Demme e Bobotta non posso fare, devo metterci Fabian per avere un po' di qualità, probabilmente mi serve Bakayoko, me lo potete prendere? Sì, come no, vai, ok, benissimo. Fisicità che quando sta in forma si vede, si sente in campo e ti scherma. Lo abbiamo detto quando ha esordito e lo stiamo dicendo adesso. Poi può anche capitare il momento di forma un po' più così, può anche capitare che non hai modo anche di riposare perché sei fatto male a Dem, perché Bobot teneva un culo enorme, perché Fabian teneva Covid, perché Zielinski stava più avanti, perché non c'era Mertens, perché e le attenuanti non sono alibi, ma sono attenuanti serie, serissime. Dai, come lo scornacchiato, dove tutti pensano sia una mala parola, invece significa senza vergogna. Vedi? Bravissimo. Questa è l'importanza poi del napoletano, che è una lingua, non è un dialetto. Barak Maxim è forte. Barak è proprio forte. È alto, ma è anche tecnico. Sembra che però ci pigliamo sempre i giocatori Verone, lo so, però Barak è un bel profilo, devo dirti la verità. Peppi, scrivi, merdaiuolo, dove sta? Battipaglio. Allora, buonasera. Avevo letto un altro messaggio ma l'avevo perso. Ricominciamo da capo. Ok, che ne pensi di Barak? L'abbiamo detto. Vale, voglio vedere tu, secondo te Gulam è tornato? Non so più se godere o avere paura che da settimana prossima. Se viviamo con la paura siamo fragili mentalmente, amico mio, lo so, noi siamo preoccupati. Speriamo che però questo sentimento dei tifosi non sia poi traslato anche alla squadra, perché se la squadra entra in campo con paura torniamo tutto da capo e non va bene. Veretù lo vorrei anch'io, ma non se lo toccano sicuramente. Mauro Garofalo, benvenuto tantissimo, amico mio, benvenutissimo Lozano, e che Lozano torni presto, che sia questo un auspicio per far tornare Lozano molto presto. Grazie amico mio e benvenuto.
Vuole avere tu, ok? Pure io, Vale, amavo Sarri, ma si è dimostrato un ipocrita. È così. Sarri è passato dalla parte del ragioniere Casoria. Mariano, come sei forte, come sono memorabellini i tuoi commenti. Come lo vedi, Zierischi dietro la punta? Io molto bene, sinceramente. Può giocare sia a mezzala che sotto punta, molto bene. Luigi. Buonasera, stimo Juric è italiano, ma non hanno esperienza di lottare su più fronti. Bello spunto che nessuno sta dicendo. Punterei su profili di esperienza. Sarri ti ho amato, ma hai tradito, rinnegando quello che hai detto come uomo zero. Ci sta il discorso dei più fronti. So che abbiamo fatto tutto il discorso anti-minestre scaldate, su cui sono d'accordo, ma io avrei pagato uno stipendio fattibile a Cavani per fare da chioccia a Osimhen. Se Osi pare... sì. Questo è un discorso proprio a parte. Perché esistono le minestre riscaldate di un certo tipo a livello di allenatori, eccetera, eccetera. Su Cavani io sono d'accordo. Il problema è che o pigliavi Cavani o pigliavi Osimhen. Perché Petagna te lo scali a livello di acquisto, lo puoi ammortizzare. Cavani non lo ammortizzi più. Quindi se decidi di dare lo stipendio a Cavani che voleva, più le commissioni, più i bonus e le cose varie, potevi prendere o Cavani o Osimhen, secondo me. Jenny Di Masi, esce il numero 8 Gennaro Gattuso, entra con il numero 71 Maurizio Sarri. Negli interventi KK pensa troppo ottimisticamente e questo per un difensore è un problema. Questo è un tema che molto spesso il nostro amico Paolo Del Genio dice: il difensore deve essere pessimista, l'attaccante deve essere ottimista, perché ci deve credere, deve andare fino in fondo. Bravo Francesco, è proprio così. Se lo dimostra anche nelle interviste, vuol dire che è proprio così. Valerio, secondo te arriviamo in Champions? Alfonso, è molto molto difficile, perché stiamo tutti intruppati là, Roma, Atalanta che non molla, la Lazio non consideriamola fuori dai giochi, quindi è complicata. Dobbiamo ribaltare lo scontro diretto con la Lazio, abbiamo confermato con l'Atalanta, perché pur perdendo abbiamo fatto un gol in più, sì, abbiamo fatto un gol in più, e la Roma dobbiamo confermare quel vantaggio. Almeno questo, in caso di pari punti, sarebbe importantissimo, ribaltare la Lazio. Meno 10? Ma meno 10 a cosa? Quanti like stiamo? Buonasera Peppone, stasera si sta più tranquilli, dai. Dai Peppone, dai, sì, certamente sì. Ci fa piacere, perché non vogliamo vederti perdere la pazienza, perdere il sonno con questa squadra. Dai. Buonasera Vale, Koulibaly penoso e Gulam sempre titolare, per il resto buona partita e testa al Sassuolo, anche se la coppia Rachmani-Maksimovic mi preoccupa un po'. Capisco amico mio, però come dici tu, vedi, Koulibaly penoso e Rachmani-Maksimovic fecero bene contro la Juve, diciamo meglio, ma non benissimo, ma meglio di Koulibaly oggi. Quindi voglio sperare con un po' di positività to spread positivity, to spread a good word for you guys. Rachmani-Maksimovic, se si concentrano, possono fare una buona partita e non devono pensare all'offerta già. Certo, Koulibaly magari pensa a un'offerta oltremanica, Maksimovic può pensare che è senza contratto, però se Koulibaly ha già un'offerta, perché il suo valore è indiscutibile, Maksimovic, tu vuoi farti vedere, visto che sei sotto contratto, e se giochi bene ti chiama una squadra più interessante e puoi strappare anche un ingaggio più alto. Quindi i giocatori senza contratto non è detto che non si impegnano, anzi Dem e Driss dal primo minuto a Reggio Emilia. Non so su Dries Mertens sinceramente, ma Dem io lo farei giocare dal primo minuto senza dubbio. Alessio Zoino, forza Napoli, sei un grande, grazie Alessio. Sapete che io mi dovevo chiamare Alessio, mio padre. Tra l'altro 234 persone, vi devo dire una cosa: ti piace il teatro? Sì, vi piace il teatro. C'è uno spettacolo di mio padre che va online, perché oramai il teatro voglio aprire i teatri, le piscine, le palestre, dobbiamo aprire tutto, i negozi. Cosa c'è di più bello che andare a sgranocchiare uno Smarties in palestra? Ecco, le cornacchie. Concetta le cornacchie fuori alla finestra. Il teatro, ragazzi, bisogna andare al teatro. Visto che non si può andare al teatro, io faccio pubblicità a mio padre, perché non me ne fotte proprio. C'è uno spettacolo divertentissimo che andrà online, perché per forza online si può fare, e quindi vi dico proprio senza pietà:
Il malato immaginario, ovviamente di Molière, l'adattamento, una cosa spettacolare, divertentissima, ve la faccio vedere così. Lo vedete il babbo con la parrucca? Una cosa straordinaria. Rosario Verde, che i più conoscono come Sasamen, Gabriela Cerino senza dubbio. Allora, questo avverrà il teatro in rete. Quindi uno può collegarsi al teatrodiana.it, può registrarsi su www.ilteatroinrete.it, basta che uno si registra con la mail personale, crei una password, dopodiché lo spettacolo mi pare che costa 3 euro, è meno di un like, è meno delle donazioni che voi fate, però vi vedete uno spettacolo teatrale, attori che stanno praticamente senza lavoro da una vita, che hanno bisogno di sentire il supporto degli amici bellini che hanno cultura e capiscono che la cultura è importante come spettacolo. Ci piace il calcio, ci divertiamo eccetera eccetera, ma la cultura, la musica, l'arte, lo spettacolo, il teatro è importantissimo, quindi non me ne fotte proprio. Lo so che volete parlare del Napoli eccetera eccetera, ma dovevo fare questa cosa, ci tenevo moltissimo, quindi lascerò dei link nei prossimi video in descrizione se avete visto questa cosa. Dopo poi ne parliamo tranquillamente senza problemi. Io ne voglio davvero parlare con te. PSG su Usai, e io dico clamorosamente ci potesse pure essere, perché difensivamente tanto quanto, ma poi quando ci passano che succede? Francesco, Usai come terzino di riserva va bene anche per una grande squadra, perché le grandi squadre hanno giocatori che non devono fare il turnover in continuazione. Sai che cosa c'è? Su Amazon Prime c'è Guardiola, All or Nothing, la storia del Manchester City di un paio di anni fa. Loro comprano Mendy, difensore terzino sinistro, mica avevano un sostituto all'altezza, perché sapevano che Mendy comunque le faceva quasi tutte. Si infortuna Mendy malamente e devono prima adattare un giocatore, poi c'hanno Zinchenko, insomma stanno in difficoltà. Le grandi squadre alle volte hanno anche, altrimenti il Real Madrid si manteneva Hernandez come secondo, altrimenti si mantenevano anche, alle volte le grandissime squadre hanno degli 11 di un certo livello, poi perché giocano, Messi gioca sempre, Mbappé gioca sempre, Mbappé fa turnover, le cornacchie, quindi certi giocatori giocano tutte le partite. In difesa, un giocatore che è stato abituato a giocare in una squadra con tante pressioni, Usai, scarso, tecnica, proprio le cornacchie qua fuori, ma non è. Ci può stare, insomma, secondo me. Buonasera Vale, oggi dopo aver visto Insigne marcare Ionita avevo voglia di menare qualcuno. Perché? Ah, ok, ho capito Dario, perché quando c'è stato quel cross e c'era il più alto, proprio le cornacchie qua fu il più alto del Benevento marcato da Insigne. Ma chi devi menare? Lì sono tutti giocatori che fanno la scalata, c'è un pressing fatto troppo di foga probabilmente, e quindi sbaglia uno, poi l'altro deve scalare, tutti a scalare finché non si arriva ad Insigne, che fa bene almeno a fare quella verticale fino alla fine e quindi a disturbare un pochino. Purtroppo questa poi la rivedo e domani la affrontiamo, la analizziamo bene. Forza Cotaral Ghinepepe, vieni a me. Bravo, Rosario Verde. Sio figlio Sasamen, che pezzo? No, amico mio, io sono figlio di Peppe Celentano, che è quell'altro. Rosario Verde è il collega di mio padre, amico straordinario, attore che mi fa impazzire, una faccia e una verve, una comicità straordinaria. Non sono il figlio di Rosario Verde, sono figlio di mio padre, che è regista ed attore della cosa. Un po' di potere della mozzarella di Aversa di Sasamen oggi ci arruterebbe, siete forti, lo sapete, potere rotale, sì. Pronostico non si fa. Alfonso, mi dispiace, pronostico non si fa. Se Insigne facevo tiragiro eravamo tutti più contenti. Piccolo Vegeta ci è andato molto vicino oggi, Un giorno ce la fai vedere, Concetta? Dipende da lei. Io la vedo timidissima, che mo sta parlando con gli uccelli tipo San Francesco, ma è timida quando accendo le telecamere e poi non lo so. Allora, il Narcos, buonasera, ma il tiro di Mertens al lampo di genio poco sopra la traversa è questo che mi mancava di Ciro? Solo lui poteva avere quel lampo, sono quei gol alla Quagliarella, alla Mertens che te li inventi solo tu. Non la intravedi proprio la possibilità di farlo, lui vede cose
vede traccianti che non esistono. Mi raccomando gli spaghetti quelli sottili, perché doppi non li digerisco. Pasqua, tu con la fame che hai digerisci anche le corde di controbasso. Controbasso, dice Totò. È quello che manca, la fame. Pare che KK abbia detto: ho cercato di fermarlo con la forza, c'è stato un vero colluttorio. Ma le sentite le cornacchie o le sento solo io? Gesù, io sento proprio le cornacchie qua fuori. Traditore o no, per me se deve venire deve fare punti da secondo posto. Poi KK pensava alla moglie sull'asse mediale. Uè, che significa sta cosa? Che stai dicendo? Non capisco, non capisco. Sei appassionato di serie TV? Tanto. Sasamene stava sotto i Garibaldi, grande, certo. Oggi mi ha sorpreso in positivo Rachmani, buona vittoria che può dare fiducia per il futuro. Iscrivetevi al canale, amici bellini. Dai ragazzi, quanti like stiamo? Perché credo che siamo alla fine di questa live. Dipende dai vostri like, fatemi sapere. Sottoscrivo il discorso su Sarri virgola per virgola. Sarà arrivato Batman. Le sentiamo le cornacchie? Ah, perché non so pazzi io. È importante, Paolo, questa cosa, perché io le sento proprio qua fuori che stanno cercando di entrare, quindi a un certo punto dipende dai like, ma devo andare a combattere con le cornacchie, perché sono proprio le cornacchie qua fuori. Signora le cornacchie, vado in difficoltà veramente. Non può piovere per sempre, diceva il corvo. Vale, sono di Aversa, ti porto una mozzarella e una polacca. Che stai dicendo? Che stai dicendo? 458 like, le sentite le cornacchie? Benissimo, vediamo un attimo se ci sono 30 persone che si sono dimenticate. Chiedo proprio a te, amico amico che senti le cornacchie, vuoi mettere un like per una disinfestazione qua importante dove magari tagliamo gli alberi? Perché qua veramente vado in grande difficoltà. Vedi, per esempio, Carmela si era dimenticata il like e capita, chiedo se qualcuno qua intorno si è dimenticato anche lui il like, oppure sta là che si sta facendo una panza di risata così alla babotta, una panza alla babotta di risate, perché ci sono le cornacchie qua fuori che adesso entrano direttamente. Non può piovere per sempre. Buonasera e buonanotte Maurizio Giordano, non sento le cornacchie, io le sento, amico mio, e mi sto un po' impaurendo. No, hai ragione, ci ho pensato dopo, Flavio, la polacca, il dolce, la polacca, sì. Manco da Napoli da troppo tempo, non mi ricordo più. Le cornacchie di Sarri. Le cornacchie che... Ma veramente, vado in grande... No, non ho capito. Vado in difficoltà da solo, non vi preoccupare. Tony Med ovviamente approfitta del fatto che io ho parlato della smorsia per dare sfogo, perché voleva usare le parolacce, io gli ho fatto la cazziata. Tony, oggi sei perdonato, e quindi sfrutta questa cosa che fanno le imitazioni. Lo so, oggi te lo puoi permettere. Chi è in live e non ha messo like è un Sarri, sarà l'avvoltoio di Spider-Man, ma può essere The Vulture. Mi sono appena collegato, caro Valerio, sicuramente ne avete parlato. Che bello superare il primo pressing, poi trovare un nostro uomo. PS, le polacche di Aversa sono squisitissimo dolce. Sì, sono andato un attimo io in difficoltà, me l'hanno detto, va benissimo. Sì, Roberto, sì, bene, oggi mi sono divertito tatticamente mi sono divertito. Partita narcolettica, non sono d'accordo, Luciano, non sono d'accordo, io mi sono divertito tantissimo. Narcolettica di che? Io ho visto i cambi di gioco, ho visto i movimenti senza palla, ho visto la precisione e la velocità nel liberarsi del pallone. Ma quale narcolettica? Assolutamente no. Speriamo che Gulam non giochi, perché lo stipendio è legato alle presenze, se no che polli. Ma questo può essere quello che è successo, che non l'hanno fatto giocare, non lo so, devo chiederlo a chi di dovere. Napoli style giapponese, si è accattata la maglia all'Argentina del Napoli, sei impazzito? Lui è uno dei nostri, è un tifoso dei nostri, e se mescono qualche altro like lo portiamo anche live, perché l'amico giapponese deve venire qua, perché parla italiano. Complimenti. Lasciate un like per la simpatia straripante di Valerio.
Meno 22, vale, ma quindi con Gulam ritrovato niente terzino a giugno? Provocazione che ci sta, non esiste proprio. Noi dobbiamo sperare che queste prestazioni di Gulam, che non saranno continue per sempre, impressionino qualche club e magari gli fanno un'offerta, perché io vorrei tantissimo, abbiamo risolto, è tornato Gulam. Non credo dobbiamo essere così ottimisti, dobbiamo pensare che Gulam ci sta facendo un miracolo in questo momento, perché capitano, capito? Una partita, 2 partite fatte bene, poi ne fa un'altra malamente, che facciamo? Stavano proprio punte da capo. Secondo me sì, Armando, secondo me Osimhen può giocare avrà riposato abbastanza il fatto della testa. Meno 19. Com'è che parla italiano l'amico giapponese? Non hai allora visto, Fabio, il video che ho fatto con l'amico giapponese postato sul mio canale? Perché io gliel'ho fatta la domanda all'amico giapponese e lui l'ha spiegato, quindi non lo dico e invito a chi ha la curiosità di andare a vedere, basta cercare Caffè Napoli, amico giapponese, tifoso giapponese, lo trovate e ci sta tutta la storia, lui saluta gli amici bellini, saluta tutta la community, è importante. Ho sentito che Lozano nella partita Sassuolo potrebbe esserci. Speriamo, non sono aggiornatissimo con gli infortuni, anche se ritrovassimo Gulam e rinnova fuori Mario Rui, dentro un terzino sinistro buono, meglio non rischiare comunque. Io sono d'accordissimo con te, Fabio, il problema è che Mario Rui ha rinnovato, ecco, ho sempre questo problema qua, quindi non sono molto soddisfatto, non sono molto fiducioso, ecco, questo volevo dire. Noi volevam savoir l'indirizzo, ja? Un generale austriaco e noi siamo alleati. Vai, recuperalo, Fabietto, recupero. Angela, questo è il piacere mio, perché voi lo sapete, il calcio, sì, i movimenti senza palla, le preventive, le diagonali, tutto a posto, ma alla fine io vi devo far divertire, io mi devo divertire io e devo far divertire voi, è intrattenimento prima che sport. Con lo stop di Lazio, Juve e Roma, puntare al quarto posto con una rosa che sta piano piano tornando, è ancora giusto credere ad un quarto posto? Non è giusto, amico mio, è un dovere per i giocatori crederci e vederlo come un obiettivo possibile. Io, da youtuber scaramantico e tifoso che mi caco sotto, aggiungo con tutta sincerità che è complicata, perché sono tante squadre che devono continuare a perdere punti se vuoi recuperare, perché tu comunque stai indietro, non dipende tutto da te, stai comunque indietro. Se vinci con la Juve forse, però sappiamo che lì è un momento chiave, un momento cardine, c'è Milan, poi c'è la Juve, poi c'è la Roma, è un momento cardine della stagione. Magari se riusciamo ad arrivare bene a queste 3 partite facendo punti con Sassuolo, e abbiamo fatto col Benevento, con Sassuolo e con il Bologna, ecco che uno ci va un pochino più fiducioso. Pasquale Capri, Valerio, ci sono persone con meno spettatori di te e con più iscritti, controlla, c'è qualcuno che guarda e non si iscrive. Lo so, amico mio, ma questo è una regola di YouTube, è chiaro Pasquale, però renditi conto di 2 cose. Prima di tutto ci stanno quelli senza account che se lo guardano in televisione, perché lo so, me l'hanno detto, non c'ho l'account YouTube, non me lo faccio perché mi scoccio, sono lazy, sono pigro, però ti guardo sempre. E vabbè, quello fa numero, però non commentano, non fanno perché non hanno l'account. Poi ci sono quelli che lurcano, certo, che lurcano per sentire qualche cosa, perché io sono il primo a fare l'approfondimento prima del giorno dopo, insomma, anche le televisioni, i giornalisti che si guardano le trasmissioni nostre per leggere i vostri commenti e sapere anche cosa farà presa in televisione e in radio. Ho detto, momento di onnipotenza assoluto, non è così, però sì, ci sono persone che guardano e non si iscrivono, e ci sta, fa parte di YouTube, fa tutto algoritmo, ma noi arriveremo ai numeri che ci competono. Riusciamo 15 like? Perché poi ci sono pure quelli che guardano e non lasciano i like apposta, ci sono quelli che si dimenticano e va bene, ma ci sono anche quelli che non li lasciano apposta, perché magari ha fatta la community, sto facendo questo, che stanno tutto stu pochi, sta fatta sta community con mostre, e invece capita anche questo. Chi non lascia like viene dalla Van Brembana. Dalla Van Brembana. Ma dove venite voi? Dalla Van Brembana?
A 10.000 cosa si farà? Spogliarelli di Concetta, qua metto tutta una cosa, vediamo un pochino. Voglio Acerbi perché un perno difensivo italiano ci vuole. Acerbi a me piace, solo che penso sia alla fine della... Insomma, ha la sua età e ha dato tanto alla Lazio, non lo so. I 4 dislike di questa sera: Sarri, Chiarillo, Bobotta e Saverio Solido. La grande. Stasera broccoletti e patate? Io invece mangio spaghetti con le vongole e carne alla pizzaiuola. Quanto siete belli che oramai fate voi i suggerimenti a me delle citazioni di Totò. Siete straordinari, siete straordinari. Ma perché non era buono quella signorina? Distratto. -7, dai ragazzini che devo andare a prendere le cornacchie. Come mai ancora in live, Enrico? È tutto bene, è andata tutto bene, abbiamo vinto una partita, me la posso godere con gli amici bellini che poi non erano presenti perché stavano finendo di vedere il Milan, stavano finendo di vedere la Roma, e quindi voglio dare un po' di spazio anche a tutti, ai nuovi che stanno vedendo adesso e quindi mi scrivono dei messaggi. Pareri su Roma e Milan, secondo me meritata senza nulla togliere la Roma, vedi? Questo è un tifoso del Milan che viene qui, purtroppo amico mio, noi eravamo live quindi non l'ho visto, però mi hanno detto i commenti degli amici bellini che io, insomma, un community di cui ci si può fidare, non sono risultatisti, guardano la prestazione, mi dicevano di un Milan che aveva preso a pallate all'inizio la Roma, quindi il rigore nettissimo, ci stava tutta il vantaggio del Milan, quindi spottino, no. Dai! No! Fragili mentalmente, anzi, vi ringrazio, vi bacio, sempre in maniera casta, sempre social distancing, però vi bacio, vi ringrazio tutti i miei mod, ringrazio quelli che hanno donato e quelli che supportano in continuazione il canale, anche quelli che lo fanno prima e dopo le live, non durante le live. Renato, sto parlando anche con te, ringrazio tutti voi. Domani approfondimento della partita di oggi, ragazzi, vi dovete iscrivere a questo cazzo di canale perché sto per fare una cosa importantissima, se riesco a farla dovete esserci tutti quanti, voglio il record di like, voglio il record di commenti, veramente io sto facendo delle cose che non pensavo mai nella mia vita di poter fare e sono orgoglioso della community che si sta creando perché lo sto facendo grazie a voi, e altrimenti da solo non andavo da nessuna parte. Veramente vi ringrazio tantissimo, vi invito a stare con me. Siamo quasi a 7.000, pazzesco, proprio velocissimi. A 7.500 io farò un'altra giveaway, quindi iscrivetevi al canale Telegram che trovate in descrizione, petizione. Ci sono tanti modi che non sono per forza la donazione, per supportare me come community, come canale, come personaggio. Tutti questi modi vanno tutti bene e io vi ringrazio ad uno. Instagram, Twitch, tutto cose. State tuned, veramente, perché io vi lascio con la canzone Fragili mentalmente che trovate su Spotify e trovate sempre su YouTube, però vi voglio tanto tanto bene e le cose che vedrete tra un po' potrebbero sorprendervi, oppure no. Dai! Fragili mentalmente, sono 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 fragili mentalmente. Cucina di mattina, Meret e Vilo tu. Di Lorenzo, mo ci penso, più sai non sia mai, ma il quit è chi l'ha visto, Mario Rui è sempre lui, Gulamu, in realtà lui organizza le giveaway su Instagram. Sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, Manolas non direi. K2 colpe non sue, Rachmani pensa al domani, Maximovic ma hai capito il contratto, non lo contratto, ma vuoi firmare, ti vuoi impegnare, ma io non
su capendo cacca, ma in Europa League in Champions League cosa si? Sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente. Diego Temme, aiutaci tu. Che poi se la volete sentire, ma sentite